Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo giovedì 1 giugno, primo del mese, per raccontarvi tutti i fatti che sono accaduti e stanno succedendo a nord-est. Tanti davvero anche oggi, e tanti sono i collegamenti con tutto il territorio, da Treviso a Venezia, dove ritorneremo a parlare del Salone Nautico che sta imponendo la città lagunare come capitale del mare a livello internazionale. Ancora una protesta dei commercianti particolarmente simbolica a Padova, poi a Vicenza per fare il punto del rischio alluvioni. Ma prima la cronaca, tanta cronaca. Ci colleghiamo subito, la vedo collegata, la saluto e la ringrazio con la nostra Daniela Sizia. Non so se Daniela mi sente. Buongiorno Daniela, che si trova all'interno del negozio Sportler di Treviso Sud. Siamo in comune di Silea, dove vi dobbiamo raccontare di un furto acrobatico, davvero acrobatico, spettacolare per certi versi. Daniela, se mi senti, a te la linea. Buongiorno Cristian, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, lo hai detto tu, davvero un furto, se così possiamo definirlo, spettacolare. Come vedete, questa è la pedana dove c'erano le biciclette, tutte biciclette da corsa. Si sono calati da sopra questo lucernario, questa finestra, avevano tagliato le inferriate, poi con una carrucola sono scesi. Io sono con il direttore dello sport di Silea, Paolo Dacolla. Intanto buongiorno e grazie per essere qui con noi. Un furto, ci diceva, su commissione sicuramente, ed un piano che è stato davvero studiato nei minimi dettagli. Perché? Perché intanto vi spiego questa cosa: loro sono rimasti in questa pedana, non sono mai scesi da questa pedana i ladri, perché se fossero scesi qua dove sono io, o fossero andati magari da questa parte dove ci sono altre biciclette, si sarebbe attivato l'antifurto. Invece loro sono rimasti qua dove l'antifurto invece non c'era. Intanto, direttore, quante biciclette sono state portate via? Allora, sono state portate via 11 biciclette, tutte di tipologia corsa, quindi bici leggere, bici, alcune molto bici di pregio, altre meno, comunque tutte bici che hanno un buon mercato soprattutto all'estero. E sì, come diceva lei correttamente, sono stati ben attenti a non spostarsi da questa zona, perché già un paio di metri oltre il sensore si sarebbe attivato. L'operazione in tutto è durata circa 3/4 d'ora, di cui però una buona mezz'ora impiegata per rompere la gratta col flessibile, quindi noi dai video vediamo proprio mezz'ora di scintille, e dopo in una decina di minuti con una carrucola, supponiamo, perché le immagini non sono nitidissime, e una a una sono salite le bici. Ecco, Cristian, come puoi capire, le hanno fatte salire ovviamente in verticale, sono entrati probabilmente da dietro, sono saliti probabilmente, sembra, da una scala, comunque sopra il tetto. Dal tetto, come vi dicevo, è sceso probabilmente uno, poi ha agganciato le biciclette una a una, biciclette da corsa. Insomma, il danno è un danno importante, direttore. Sì, il danno è importante, il valore al pubblico parliamo di circa 45.000 euro, abbiamo bici della Pinarello, Cannondale, Trek, Scott, tutto quello che c'era in questa zona qui. Erano chiaramente organizzatissimi, il minimo dettaglio, dall'orario alla gestione dei sensori dell'allarme, a come sono saliti sul tetto. Abbiamo cercato di costruire con le forze dell'ordine, è abbastanza palese che siano saliti dal retro. C'è una zona oscura tra il nostro magazzino e il muro della palestra d'arrampicata. Lì di notte purtroppo il cantiere qui dietro è ancora appunto un cantiere, quindi è tutto buio, e avevano la possibilità di farlo. Noi abbiamo delle ronde notturne della vigilanza, hanno evidentemente studiato anche quello. Dopo il primo giro sono saliti e appunto in 3/4 d'ora scarsi l'operazione era fatta, insomma. Certo. Ecco, quindi hanno atteso che passasse la prima ronda dei vigilanti, poi tra la prima e la seconda hanno messo in atto il furto. Un furto, come vi ho detto, davvero studiato nei minimi dettagli, e
è l'ennesimo furto nella Marca, Christian, di questo tipo, quindi è una banda specializzata, più di una, perché se ricordiamo nel Padovano ne era stata fermata una, ma probabilmente ovviamente ce ne sono altre. Queste sono, come diceva il direttore, sono, insomma, è merce che è facilmente vendibile, diciamo. Sì, è merce che è facilmente vendibile in Italia, ma forse anche all'estero, adesso questo non lo sappiamo. Cercheremo con i nostri metodi di acquistare queste bici, no? Magari anche nei canali online prossimamente, ma sì, non sarà assolutamente semplice. I numeri di telaio, anche quelli non sono così facili da recuperare attualmente. Riteniamo che essendo all'1:15 era finito tutto, probabilmente alle 3 queste bici qua erano già nella destinazione prevista, insomma è già tardi, ecco, per andare a... Ecco, fra l'altro il direttore ci spiegava che quando sono arrivati qua non si sono accorti, Christian, del furto all'inizio, perché si sono accorti che mancavano le biciclette, però si sono domandati se magari erano state spostate, perché i ladri avevano assolutamente rimesso a posto anche la grata, per cui non si vedeva. Poi dopo a un certo punto si sono resi conto che effettivamente qualcosa era accaduto e che mancavano le 11 biciclette. Farete qualcosa in più, perché insomma il sistema d'allarme c'è, ma anche quello è stato studiato, direttore? Sì, sicuramente adesso andremo a implementare il livello di sicurezza. Fino a prima, per quanto riguarda un eventuale accesso e frazione dal tetto, ritenevamo che le grate fossero sufficienti. Parliamo di un soffitto di, sarà, non so, 8 metri. Non è così semplice, no? Organizzare una cosa del genere, ma infatti questi qua erano proprio professionisti. Adesso sappiamo che non è più sufficiente, l'allarme del negozio ovviamente c'è, è capillare, ma ha delle falle evidentemente, e quindi a stretto giro andremo a sistemarle. Ovviamente sono già in contatto col titolare, con il nostro ufficio tecnico. Certo. Adesso ovviamente siamo di notte, abbiamo un presidio notturno fin quando non avremo la certezza di essere sicuri, e spero un paio di settimane di risolverla. Daniela, grazie. Le indagini ovviamente sono dei carabinieri. Cristian, se non hai domande io ti restituisco la linea. Ti ringrazio, grazie davvero Daniela, a te e Nicoletta Rizzetto, ma soprattutto al tuo ospite che ci ha raccontato di questo profondo disagio che stanno vivendo in tanti. Non sono semplici ladri di biciclette, sono ladri professionisti che entrano appunto nei negozi e arraffano bici di un buon valore per immetterle poi nel mercato. Vi do una notizia dell'ultima ora, la possiamo leggere dal giornale di Vicenza, dal portale online del giornale di Vicenza. Siamo sull'altopiano di Asiago a Gaglio, per la precisione. C'è stata un'esplosione in una casa mentre erano intenti a rifare il cappotto di questa abitazione. È grave, gravissimo un operaio. È successo poco dopo le 10:30. Questa forte esplosione ha scosso la frazione di Stoccarreddo per lo scoppio appunto avvenuto in un cantiere dove un'impresa locale stava installando l'isolamento termico. A un certo punto qualcosa all'interno del muro è detonato, investendo in pieno il giovane di 25 anni che è stato travolto anche da grossi detriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Asiago. Per il trasporto del ferito è stato invece necessario l'intervento di soccorso. Sulle cause dell'esplosione stanno indagando Spisal, carabinieri e vigili del fuoco. E proprio ieri c'è stato un incidente sul lavoro letale, mortale, a perdere la vita un uomo, un operaio, Pio Giaretta. È successo a Piombino Dese. Viveva a Carmignano di Brenta, Pio Giaretta, e i lavori all'interno delle cave li conosceva bene, era il suo mestiere. Si trovava a Piombino Dese ieri pomeriggio all'interno della cava ex Siges, quando intorno alle 15, mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione, è precipitato, volando giù da un parapetto dall'altezza di circa 3 metri. I soccorsi immediati, prima dei colleghi, poi dei sanitari del SUEM 118, che hanno fatto partire anche l'elicottero da Treviso, non sono valsi a salvargli la vita.
Piogeretta, che indossava il caschetto di protezione ed era un addetto molto esperto, avrebbe battuto la testa su una putrella. La caduta non gli ha lasciato nessuno scampo. Le indagini sono affidate allo Spisal e ai carabinieri. Nel frattempo a Carmignano di Brenta, dove Piogeretta e la sua famiglia sono molto conosciuti, la notizia si è diffusa rapidamente. Era stato sposato con un'ex consigliera comunale, Piogeretta, padre di 2 figli, sarebbe diventato nonno a breve. Una tragedia che allunga la scia di morti sul lavoro. In provincia di Padova, seconda in Veneto come numero, da inizio 2023 le morti bianche sono state 6, 29 le vittime del lavoro in tutta la regione. E quello di ieri è stato un pomeriggio complicato proprio sul fronte degli incidenti sul lavoro. A Fonte un uomo è rimasto intossicato mentre dipingeva all'interno di un pozzo. È ancora ricoverato in gravissime condizioni, ma ripercorriamo il pomeriggio di ieri. Si trova in gravi condizioni l'uomo intossicato da vapori di benzene mentre stava tinteggiando con vernice l'interno di un pozzo 4 metri sottoterra. Si trovava nel pozzo quando a causa dell'inalazione dei vapori ha accusato un malore. L'uomo è stato trovato dai familiari in stato confusionale e impossibilitato a risalire sullo stretto passaggio. I familiari hanno prontamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari della Pedemontana Emergenza e i vigili del fuoco. L'area interna al pozzo, colma di vapori tossici, ha reso complicate le operazioni di salvataggio dell'uomo. Allestito prontamente un cordone di sicurezza per far scendere gli uomini del soccorso e portare ossigeno all'intossicato. Imbragato e accompagnato in superficie, l'uomo è stato trasportato dall'Eli Soccorso all'ospedale di Castelfranco. Ecco, quindi una scia di incidenti sul luogo di lavoro e appunto cercheremo di capire nel corso di questa prima edizione cos'è successo a Galio per questa esplosione mentre appunto degli operai erano intenti a rifare il cappotto di una casa. Un operaio sarebbe molto grave, ma sempre per la cronaca ci colleghiamo con il Vicentino, con Bassano del Grappa, in particolare con la nostra Monica Smiderle e Andrea Benetti. Perché? Perché c'è stata una rapina in villa a Marostica e dopo mesi di indagine sono scattati gli arresti, ma ci racconta tutto Monica Smiderle. Buongiorno Monica. Buongiorno a te Cristian, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sono con il comandante Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, il tenente Antonio Bellanova. Dicevi bene, c'è stata questa rapina in villa ai danni di un imprenditore di Marostica, una complessa attività di indagine durata diversi mesi che ha portato a 4 arresti, ad individuare la banda e a 4 arresti. Sì, in effetti il 30 maggio ultimo scorso i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno dato esecuzione ad una misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari di Vicenza sul conto di un gruppo criminale tutto indagato a vario titolo di una rapina avvenuta tempo addietro. Si tratta di un 27enne di Gallarate, di un 31enne di Tiene, un 23enne di Schio e poi agli arresti domiciliari il basista, un 55enne, anche lui residente a Schio. Ma che cosa è accaduto nella villa dell'imprenditore di Marostica il 1° aprile del 2021, comandante? In effetti quella mattina un gruppo costituito da 3 persone, tutte travisate, ha fatto irruzione all'interno dell'abitazione dell'imprenditore e una volta all'interno ha trovato la presenza di un ospite. L'ospite che è stato minacciato e quindi è stato reso quindi inoffensivo e proprio grazie a questa minaccia i soggetti hanno rovistato dappertutto. Rubando insomma poche cose in realtà, cercavano monili in oro ma hanno trovato ben poco, almeno in quell'occasione. È proprio così, hanno sottratto delle corone in metallo dorato. Va detto anche, Cristian, che i banditi hanno fatto irruzione nella villa armati di pistola, infatti sono accusati di rapina a mano armata in concorso. È proprio vero, uno di questi era armato di una pistola semiautomatica.
Un imprenditore letteralmente preso di mira dalla banda di malviventi perché hanno fatto irruzione il 1° di aprile del 2021, ma in realtà ci avevano già provato 2 giorni prima, sempre in villa a Marostica, e poi qualche giorno dopo anche presso l'azienda dell'imprenditore che ha sede a Thiene. Sì, in effetti il 30 marzo, quindi 2 giorni prima, lo stesso gruppo criminale aveva tentato un'irruzione in casa, ma poi a causa della presenza di altre persone si erano dati alla fuga. Sostanzialmente e in analogia con il primo disegno criminale, anche l'11 di aprile successivo avevano tentato di colpire l'azienda dello stesso imprenditore. Vi dicevo diversi episodi, da qui è partita un'ampia attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, che ha portato appunto agli arresti. In effetti sono state eseguite queste misure cautelari sul conto di quasi tutti gli appartenenti al gruppo, ne mancano ancora alcuni sul conto dei quali è stata avviata una mirata ricerca. Mancano in particolare, comandante, 2 persone. È proprio così. Questo dunque è quanto è successo a Marostica con questa rapina in villa ai danni di un imprenditore, ma insomma fortunatamente l'attività di indagine dei carabinieri e della Procura della Repubblica ha portato ad individuare la banda e all'arresto avvenuto appunto il 30 di maggio. Da Bassano del Grappa è tutto, io ringrazio il comandante della compagnia carabinieri di Bassano del Grappa, il tenente Antonio Bellanova, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Monica, a te e Andrea Benetti per la parte tecnica, ovviamente al tuo ospite. Noi proseguiamo con la cronaca, con queste immagini che arrivano dalla Marca Trevigiana, da Morgano, dove è stata una mattina di mobilitazione per i vigili del fuoco. Sono andate a fuoco, lo vedete, diverse rotoballe, fumo, fuoco, fiamme che sono state visibili per ore in tutti i dintorni, hanno anche creato qualche allarme. L'intervento è scattato alle 6:30 di stamattina con 2 autopompe, 2 autobotti e 12 operatori per spegnere l'incendio di rotoballe a Punto di Fieno in questa azienda agricola in via Castellana a Morgano. Il fumo sprigionato dal rogo ha destato questa preoccupazione anche nei comuni vicini. Sono intervenuti anche i sindaci via social, come il sindaco di Zero Branco Luca Durighetto, che appunto ha rassicurato la popolazione, e appunto adesso possiamo dire che l'allarme è totalmente rientrato. Ieri sera un altro incendio preoccupante è divampato nel Veronese, a Isola della Scala, in via Mazzaporchi, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Anche qui ad andare in fiamme un'azienda agricola. L'incendio ha interessato un capannone, nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri sono arrivati con un'autopompa, 2 autobotti e 7 operatori, hanno spento le fiamme che hanno causato danni ingenti al solaio. Le cause ovviamente, come sempre, sono al vaglio dei vigili del fuoco. Così dunque nel Veronese. Vi do anche questa notizia che arriva dal Polesine, abbastanza clamorosa, un'operazione della Guardia di Finanza. Tasse mai pagate, un caseificio è stato sequestrato. La Guardia di Finanza di Rovigo l'ha fatto nel corso di un controllo, dove è emerso anche che l'imprenditore titolare dell'azienda è risultato evasore totale, produceva e commercializzava prodotti caseari senza alcuna autorizzazione, oltre che non in regola dal punto di vista della normativa igienica. Non solo le consegne dei prodotti venivano eseguite con un mezzo non idoneo e senza alcuna cura, e quindi con grande pericolo per la salute pubblica, ma le merci non presentavano alcune delle indicazioni previste che ne consentissero la tracciatura nelle varie fasi della produzione e della commercializzazione. E per questo sono stati sequestrati anche 100 kg di formaggi. Così dunque in provincia di Rovigo. Sempre per la cronaca, subito a Padova, nel Padovano, dove è stato denunciato un 39enne che andava al bar armato di coltello.
Litiga e si presenta al bar con un coltello minacciando nuovamente la persona con cui aveva avuto il diverbio. Un 39enne di Grantorto è stato bloccato dai carabinieri e denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. La lite è avvenuta in un bar di Gazzo. La pattuglia dei carabinieri ha notato l'uomo in evidente stato di agitazione per l'abuso di alcol e armato di coltello. Dopo aver più volte chiesto al 39enne di posare l'arma, i militari hanno estratto il taser e così l'uomo intimorito ha appoggiato il coltello con una lama lunga 20 centimetri che è stata poi sequestrato dai carabinieri. Rimaniamo nel Padovano, in particolare nell'Alta Padovana, dove continuano i controlli notturni da parte della polizia locale del campo Sampierese. A Campodarsego sabato notte gli agenti vicino ai nuovi impianti sportivi di Reschigliano hanno controllato 3 ragazzi, uno di loro un 25enne di origini tunisine, è risultato in possesso di alcuni grammi di hashish. Nella stazione di Piombino Dese invece gli agenti hanno trovato un senza fissa dimora che dormiva nei bagni. Si tratta di una 65enne della provincia di Trento con precedenti. Per lui è scattato il provvedimento di daspo urbano. In un parco di Arsego invece, dove c'erano alcuni minorenni, sono stati ritrovati alcuni grammi sempre di hashish e dei petardi la cui vendita è vietata ai minori di 18 anni. Questo dunque il bilancio dei controlli della polizia locale del campo Sampierese. E noi ritorniamo al giallo del Piave, a questa donna, questa 31enne Anika Panfile, ritrovata esanime sul greto del Piave. Inizialmente si pensava ad un suicidio e poi invece si parla e c'è un fascicolo presso la Procura della Repubblica di Treviso per omicidio volontario, un vero e proprio rebus. Ieri è stata una giornata di sopralluoghi, di ricerche, una giornata iniziata all'alba e che ci racconta Lina Paronetto. Sono le 6 del mattino quando in via del Fante a Spresiano arrivano i carabinieri del nucleo investigativo per effettuare un sopralluogo lì dove lo scarico del canale della Vittoria sbocca nel Piave e dove si presume che il corpo di Anika Panfile sia stato trasportato dalla corrente nel fiume dopo essere stato gettato dal ponticello lungo la strada. Qui una pattuglia dell'Arma ha piantonato la zona tutta la notte dopo il parziale svuotamento del canale per attenuare la spinta dell'acqua e rendere più visibile il fondale. Circa 45 minuti poi le auto ripercorrono a ritroso il sentiero lungo il canale per lasciare posto di lì a qualche ora ai sommozzatori dei vigili del fuoco chiamati a scandagliare il Piave fino al punto in cui il corpo è stato ritrovato. Ricerche certosine fino a mezzogiorno e dal fondale sono riemersi una felpa grigia, delle chiavi, un accendino e un paio di occhiali, oggetti con tutta probabilità appartenenti alla giovane mamma trovata morta il 21 maggio. Nessuna traccia del telefono, ma gli inquirenti, anche senza l'apparecchio, stanno ricostruendo il traffico telefonico e messaggistico della donna, esclusa però la chat di WhatsApp a cui non è possibile risalire. Ad assistere all'ispezione del fiume illegale a cui si è affidato Luigino De Biasi, compagno di Anika, l'avvocato Fabio Amadio. È tutto interesse del signor De Biasi che le cose vengano alla luce e si scopra veramente quello che è successo. Lui in questo momento è nella situazione dell'uomo che ha perso la moglie, la compagna nel suo caso, e che non sa cosa sia successo. E questo qui per lui è una cosa terrificante. Con l'incognita della sorte dei 4 figlioletti di Anika. Per quanto so io dovrebbe essere stato nominato un procuratore speciale per i bambini. Il signor De Biasi è veramente interessato ad avere i bambini con sé. Non so se il padre li voglia portare via o meno. Mi sembrerebbe una cosa abbastanza logica che un padre volesse tenere con sé i figli se li avesse avuti sempre con sé. In questo caso non lo so, dovrà decidere il tribunale. Gli inquirenti non confermano né smentiscono la notizia del filmato delle telecamere di videosorveglianza di Arcade che mostrerebbe la 31enne salire su un'utilitaria scura il giorno della sua scomparsa, ma dal quale non si riuscirebbe a leggere la targa della vettura. Procedono gli esami del DNA sui vestiti della donna e sotto le sue unghie. Quanto alla vasta ferita che il viso presenta nella zona occipitale sinistra, Anika non l'avrebbe rimediata cadendo o sbattendo contro qualcosa, ma sarebbe stata causata da un colpo inferto con un oggetto piatto non tagliente che rimane da individuare.
Un vero e proprio giallo questo di Anika, su cui si sono accesi anche i riflettori della cronaca nazionale, e per un giallo in corso ce n'è uno risolto e che sta indignando il paese e addolorando profondamente la comunità e tante famiglie. È stato trovato il cadavere di Giulia Tramontano, lo sapete, la ragazza era scomparsa, la ragazza che era incinta tra l'altro di 7 mesi. Il fidanzato ha confessato i fatti, come sapete, nei giorni scorsi nel Milanese. C'era stata una lite tra i due, la ragazza aveva scoperto che il fidanzato aveva una relazione con un'altra donna, anche lei tra l'altro rimasta incinta. Gli ultimi messaggi sabato sera, questo l'epilogo, e appunto il fidanzato ha confessato. Vediamo questa comunicazione, che è anche una comunicazione di servizio. Il commissariato di Conegliano ha comunicato la scomparsa di Anna Prizzon, di 53 anni, residente a Fontanelli in provincia di Treviso. La signora Prizzona è alta circa 1,70 m, di corporatura normale, con capelli di colore castano scuro e occhi verdi. Nella giornata del 16 maggio è stata avvistata a bordo di un treno Frecciarossa diretto da Conegliano a Roma, facendo perdere le proprie tracce. Chiunque avvisti la donna possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112. Noi adesso andiamo nel Vicentino per raccontarvi di un blitz interforze antidegrado in edifici abbandonati, 5 fogli di via e 3 avvisi orali. È di 5 fogli di via con obbligo di non rientrare in città per 3 anni e di 3 avvisi orali il bilancio dei controlli interforze che si sono concentrati nelle aree del capoluogo segnalate dai cittadini come maggiormente a rischio, con pattugliamenti mirati soprattutto in Campo Marzo, zona del Quadrilatero, Ponte degli Angeli, Via della Pace. Sono stati effettuati controlli sul gioco d'azzardo su 2 sale slot per la verifica del rispetto delle normative e ispezionati alcuni edifici abbandonati in strada del Cavalcavia e nel quartiere Ferrovieri, segnalati dalla cittadinanza quale luoghi di ritrovo di senza fissa dimora. In tutto sono state controllate 111 persone, di cui 43 stranieri e 29 con precedenti. Così dunque a Vicenza sul fronte dei controlli la nostra Luisa Bertini ci ha aggiornato, quindi vedete la cronaca di giornata è davvero tanta e variegata, ma vi dicevo in apertura che l'evento di questi giorni è quello del Salone Nautico di Venezia, un appuntamento importante, e la vedo collegata, sempre pronta e presente, la nostra Ilaria Marchiori con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Ilaria, buongiorno. Buongiorno Ilaria. Eccoci qua. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Secondo giorno qui del Salone Nautico all'Arsenale di Venezia. Abbiamo l'onore di avere come ospite, e vi assicuro che non è stato per niente facile, il sindaco Luigi Brugnaro. Benvenuto sindaco. E soprattutto oggi inaugura anche la Biennale della Sostenibilità, e lo si fa parlando di un'opera importantissima per Venezia, ma anche in realtà per tutto il paese, ovvero il Mose. Sì, oggi raccontiamo il Mose, intanto stamattina abbiamo fatto un po' di visioni, dei progetti, del perché eccetera, dalla storia. Oggi pomeriggio andranno anche a vederlo, chi vuole andrà a vedere proprio anche i cunicoli sotto il mare, come funzionano, cioè toccherà proprio con mano tutta la difficoltà di farlo. Però voglio ricordare che questa grande opera dobbiamo ricordarla anche per gli errori che ha portato in sé, e sono 2 principalmente. Uno è stato il finanziamento dell'opera, che è arrivato a spizzichi e bocconi, ci abbiamo messo 30 anni a farlo e di fatto si è sbloccata l'opera quando la città ha cambiato segno. Abbiamo votato, io sono diventato sindaco e la città era stanca di sentire storie che non dovevamo finire l'opera, perché è successa anche l'Acqua Grande che ci ha aiutato a dare un'ulteriore botta di entusiasmo, e lì siamo giù pesanti perché la cosa fosse finita. Dobbiamo ricordarci per il futuro che le grandi opere vanno decise e fatte rapidamente, vanno finanziate tutte e fatte rapidamente. Genova insegna, a Genova hanno messo tutti i soldi e hanno finito il ponte, qui invece i soldi sono arrivati a pezzettini. Problema delle polemiche, attenzione, le polemiche servono proprio a dare la scusa a Roma per finanziare a pezzettini. Primo problema da ricordarci per il futuro. Secondo problema sono il codice degli appalti, cioè il sistema degli appalti che con i subappalti consentono ai subappaltatori per legge di poter
poter migliorare il progetto, il che vuol dire che ogni subappaltatore può decidere di ottimizzare il suo impianto elettrico, però è un pezzo dell'impianto elettrico generale, devi avere un coordinamento, non c'era, per cui ognuno faceva il suo efficientamento, uno arrivava con un tubo alto, un altro con un tubo basso, dovevano raccordarsi. Ho trovato una babele, per cui lì con tanto entusiasmo, tanto coraggio e tanta altra roba, insomma li abbiamo fatti partire e poi, ripeto, anche lì prendersi le responsabilità, però dobbiamo ricordarci che il progetto deve essere sempre coordinato, sempre da una persona, non da 100.000 cariche così. Queste due analisi che sto facendo devono essere date ai giovani, perché ai giovani deve arrivare un messaggio positivo. Noi possiamo farcela, cioè il Veneto, Venezia è il centro del Veneto, per noi siamo la Repubblica di Venezia, che non era Venezia a Rialto, c'era Venezia di acqua e Venezia di terra. Allora, parlando ai veneti, dico guardate che l'orgoglio è vostro, venite a vedere il Salone Nautico, venite a vederlo perché è bellissimo. Per le famiglie, per i bambini poi potete vedere le barche, non importa se dovete comprarla la barca, è anche un sogno, è gratis il sogno, però ci sono anche barchette piccole, gommoni, io ho cominciato con una barchetta piccola, non avevo i soldi per farlo, c'è il lusso, non è comprare lo yacht mega galattico, quello te lo guardi quando potrai, sperando che il tuo lavoro vada bene, la fortuna eccetera, e poi anche le tue decisioni. Però è bello partecipare, qui ci sono scuole di voga per provare i bambini a fare la voga alla veneta, per giocare, per stare con loro, ci sono all'interno i progetti di grandi architetti giovanissimi tra l'altro che hanno progettato barche, bellissimo da vedere dentro le tese, ci sono i grandi artigiani che fanno vedere, ci sono anche i ragazzi della scuola che fanno vedere come si fanno le imbarcazioni in legno, magari poi li farete vedere in servizi, però lo dico perché c'è ancora tempo per voi che adesso ascoltate oggi di organizzarvi questo weekend, perché domenica chiude, per cui insomma l'invito a venire è veramente una cosa che tutti i veneti, tutti i veneziani devono sentire come loro, è una cosa, restituire questo luogo, era un luogo di erbacee, tutto lasciato andare eccetera, venite a vedere cos'è il bacino piccolo, cos'è il bacino medio, poi c'è il grande bacino, quello magari tanti di voi l'hanno già visto, ma ci sono dei bacini che io stesso non avevo ancora visto, perché erano stati consegnati per il Mosel facciamo le manutenzioni a Marghera, non ha senso farle all'Arsenale, perché abbiamo recuperato aree bellissime, prestigiose, che merita di essere viste insomma. Sindaco, e comunque anche nell'ambito del Salone Nautico Venezia si troverà nei prossimi 2 giorni ad ospitare il palio delle Repubbliche Marinare, poi qui ci saranno anche delle premiazioni, esatto. Non ci facciamo mancare niente, sì, perché sapete che ogni anno c'è un palio che viene fatto ovviamente dalle vecchie Repubbliche Marinare, le ricordo perché a scuola poi ricordiamo Venezia, Genova, Amalfi, Pisa, se vi ricordate, perché allora a Pisa arrivavano col mare, insomma, pensate a quel tempo, c'erano queste 4 repubbliche e ogni anno si fa un palio, c'è un palio, la parte diciamo tradizionale dove sono i tamburi, le bandiere vanno in alto per capirci, con tutti i costumi e così via, e poi c'è la regata di ragazzi e delle ragazze, addirittura sarà quella più importante, poi si vince in 2 giorni, tutto si sviluppa, tutta questa roba qua per ricordare però l'importanza del mare, e queste regate vanno a turno, no? Una ogni 4 anni tocca a Venezia, insomma. Speriamo di vincere, insomma, lì c'è una lotta assassina tra noi, Genova e soprattutto anche Amalfi, devo dire che ci diciamo su di tutto, poi c'è la riga d'acqua, insomma complicatissimo, sarebbe da stare qua a mezza giornata per raccontare come si deve organizzare un posto per fare una regata, perché non basta, il posto d'acqua è fondamentale in base alle correnti, insomma, un'altra volta racconteremo questo. Poi magari a volte succedono le polemiche. Ma assolutamente, ma proprio ma non solo le polemiche, certo. Cioè, comunque la tradizione è questa, è bellissima, ma è una tradizione legata al futuro, perché noi stiamo qui, presentiamo, il salone è diventato al mondo più importante per la sostenibilità nautica, stiamo presentando barche piccole, ce ne sono più di 50, che sono elettriche, ibride, ci sono i foil, adesso non vi racconto tutto, sennò dopo non vedete, però vedete dimostrazioni, ci sono i modellini sui bacini medi, cioè sono anche tanti giochi, i bambini possono vedere cose così, e poi anche ristoranti, si mangia il pesce fritto, insomma abbiamo fatto di tutto, poi venite a divertirvi se volete. Eccolo, questo è l'invito del sindaco Brugnaro, ci sono ancora 3 giorni a disposizione qui dall'Arsenale, dal Salone Nautico è tutto, ringrazio ancora una volta il sindaco Brugnaro, restituisco la linea. Grazie Ilaria Marchiori, grazie a te Sandro Ponco per la parte tecnica e ovviamente grazie al sindaco Luigi Brugnaro che insomma ci invita tutti al Salone Nautico di Venezia, un evento che in questi giorni davvero sta trasformando il volto della città. Noi però ritorniamo alla cronaca, scusa Simone, questo è il servizio di Padova o di Pieve del Grappa, di Miriam?
Perfetto, allora perché ho chiesto questo a Simone Merlo? Perché siamo in attesa di un servizio dalla nostra redazione di Padova, un grave incidente stradale che ha coinvolto un 17enne questa mattina, ma appunto vi aggiorneremo fra qualche minuto. Intanto ritorniamo sui fatti davvero sconvolgenti della notte di Halloween del 2022, quando a Pieve del Grappa venne travolta e uccisa Miriam Ciobanu. Venne travolta da un'auto che sfrecciava, pensate, a 160 km all'ora. Sono state chiuse le indagini. L'impatto devastante, un volo di un'ottantina di metri, travolta ed uccisa Miriam Ciobanu, 22 anni, un incidente che aveva sconvolto la comunità intera. La giovane stava tornando a casa a piedi nel cuore della notte, si trovava probabilmente nei pressi della linea di Mezzeria quando è stata falciata dall'auto. Ora la procura ha chiuso le indagini preliminari. L'investitore Alessandro Giovanardi, 23 anni, sfrecciava a 158 km/h. Un missile che non ha lasciato scampo alla ragazza. L'automobilista dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato dalla violazione di plurime norme di circolazione. In particolare è stata contestata una velocità eccessiva, stimata dal perito in 158 km/h in un tratto in cui vigeva il limite dei 60 km/h, per di più in ora notturna, e su tratto non illuminato. È stata anche contestata la violazione della normativa per quanto riguarda l'assunzione di alcol e l'assunzione di cannabinoidi. Miriam quella notte tra il 31 ottobre e il 1 di novembre aveva discusso con il fidanzato ed aveva deciso di rientrare nella sua abitazione a piedi. La tragedia lungo via Vittorio Veneto alle prime luci dell'alba. Il dolore della famiglia di Miriam, lo shock degli amici. Il 23enne aveva un tasso alcolemico di 1,33 ed è risultato sotto l'effetto di cannabinoidi. La Marca rimane una delle province dove si registrano più incidenti stradali, anche mortali. Sicuramente, come ho già detto in altre occasioni, è una delle più grosse piaghe sociali del Trevigiano questa. L'appello rimane sempre lo stesso, quello di mettersi alla guida con responsabilità, rispettando le norme del codice della strada. Ovviamente sì, però evidentemente chi lo fa pensa che a lui non possa succedere, ma può succedere a tutti. E nelle scorse ore la nostra redazione di Bassano ha raggiunto telefonicamente la mamma di Miriam. Queste le sue parole. Assolutamente come la prima volta, per me il pensiero resta lo stesso in merito. Resta lo stesso. E anche nei riguardi di Alessandro. Dispiaciuta, so che poi la legge farà il suo corso, purtroppo ha sbagliato, ma il mio pensiero personale resta lo stesso. Come allora senza rancore, capace di perdonare chi le portò via la figlia a soli 22 anni. Laconica e lapidaria, chiusa in un dolore che non si può neanche descrivere. Non si sbilancia Adriana Ciobanu, la mamma di Miriam, la giovane travolta da un'auto e uccisa all'alba del 1 novembre scorso mentre rincasava a piedi. Chiuse le indagini con la conferma dell'assunzione di droga e alcol e l'alta velocità sostenuta dal 23enne di San Zenone degli Ezzelini alla guida del mezzo che la investì resta una piaga incolmabile, inaccettabile, che non si rimarginerà mai più. E il pensiero di questa donna corre nel senso alto della pietas anche alla famiglia dell'investitore. Anche perché dice nulla potrà ridarle indietro Miriam. Assolutamente no. E sicuramente si trova anche un'altra famiglia distrutta. Non solo la nostra, ma anche la loro. C'è rabbia da parte sua? Assolutamente no. Assolutamente no. Non c'è stata né subito né adesso a distanza di 6 mesi. Queste le parole della mamma di Miriam raccolte dalla nostra Vanessa Banzato. Vi dicevo di questo incidente questa mattina a Padova, nel Padovano ad Albignasego. Questa la cronaca. Grave incidente stradale stamattina verso le 7:30 in strada Battaglia ad Albignasego. Un motociclista di 17 anni è stato trasportato in ospedale a Padova in prognosi riservata a seguito delle ferite riportate nell'impatto. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Padova, il giovane, all'altezza della rotatoria di fronte ad un supermercato, avrebbe perso il controllo della moto andando a sbattere violentemente contro un furgoncino che proprio in quel momento stava transitando.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUAM 118 che dopo aver stabilizzato il ferito l'hanno trasportato in ospedale. Il 17enne è in condizioni critiche, la viabilità ha subito rallentamenti per oltre un'ora. Così dunque ad Albignasego questi gli aggiornamenti della nostra redazione di Padova, ma rimaniamo sulle strade del Veneto, in particolare andiamo lungo la trafficatissima, sempre più trafficata, c'è da dire, Valsugana, dopo l'avvio soprattutto del cantiere tra Solagna e Valbrenta. Valsugana, che passione, una vera sofferenza per i conducenti di auto e mezzi pesanti che arrivando da nord all'altezza del ponte di Campolongo tra Valbrenta e Solagna si trovano costretti a voltare verso la provinciale interna campesana. E siccome siamo in Italia c'è anche chi ha ben pensato di non rispettare il divieto di transito, andando con il tir a bloccare per ore la già trafficatissima SS47, trovandosi costretto a tornare indietro. Beh, potete ben immaginare un camion che fa manovre per girarsi su una strada. Questo aggiunge disagio al disagio, perché per noi evidentemente il disagio è tanto. Come ha detto ben lei, sono anche interventi che erano necessari. Nel caso di specie noi siamo un po' la vittima sacrificale, perché l'intervento è tra la statale 47 e la strada provinciale, però gli effetti negativi incombono evidentemente sul comune di Valbrenta. Adesso abbiamo chiesto comunque di poter avere un incontro per cercare di contribuire con qualche miglioramento che renda un po' il traffico più fluido. Ma una volta che i mezzi girano verso la Campesana, i disagi non terminano. Sono i disagi in entrata, tant'è che a noi cercheremo già oggi di modificare un po' l'aiuola, che di fatto è già stata devastata, in modo di rendere più fluido il traffico. Con la provincia e con l'ANAS si sta ragionando di dare la precedenza a questa via alternativa e quindi rallentare, o meglio mettere degli stop da nord e da sud in modo che si fluidifichi. E in vista dell'ormai prossima estate, il flusso del traffico, che oggi conta il transito di almeno 27.000 veicoli al giorno, verrà almeno raddoppiato. La situazione rischia di diventare ingestibile, dice Ferrazzoli. È importante alla luce di questo fare presto nel trovare soluzioni che siano, non dico radicali, ma che consentano di fluidificare il traffico in maniera definitiva. Così dunque in Valsugana una strada sempre più congestionata, ma adesso siamo in grado di ritornare a Padova. Vedo collegata la nostra Chiara Gaiani per una protesta, se non sbaglio, dei commercianti sul cavalcavia Borgo Magno, ma ci racconta tutto con Federico Cibotto. Chiara, buongiorno. Buongiorno da Padova, ci troviamo davanti a quello che ormai è diventato una sorta di cavalcavia della discordia, il cavalcavia Borgomagno. Questa corsia che vedete, quella che dal centro città porta all'Arcello, ormai chiusa da quasi un mese, l'Ascom ha dato vita a una manifestazione proprio per chiedere al Comune di rivedere questa sua decisione. Con noi c'è il presidente di Ascom, Patrizio Bertin, che ringraziamo. Ricevete decine di telefonate dai vostri commercianti che sono al di là del cavalcavia, quindi nel quartiere dell'Arcella. Sì, è una preoccupazione che va avanti da anni, perché insomma prima è stato detto che il ponte non aveva stabilità, quindi era pericoloso. E diciamo la verità, lì noi abbiamo alzato le mani, perché se un ponte è pericoloso va chiuso e non si discute. Oggi viene fuori che il ponte non è pericolante o pericoloso e quindi si può aprire. Allora questa è una situazione ideologica, non si vuole aprire perché c'è una guerra alle auto. Abbiamo una situazione che è imbarazzante, perché abbiamo il SIR 3 che sta partendo con i lavori e quindi da una parte viene blindato perché ci sono i lavori del tram, da un'altra parte vengono chiusi perché un cavalcavia viene considerato un attraversamento.
perché per loro questo è un attraversamento. No, è un'esigenza per collegare una parte di città importante come l'Arcella al centro storico, e questo è il valore di questo ponte qua, di questo cavalcavia, e noi dobbiamo assolutamente chiedere all'amministrazione di aprire questo cavalcavia. Ne va della vita di una parte di città, di commercio, ma anche di cittadini che lo stanno chiedendo. Sono state raccolte 5.000 firme, non una firma, e non è Patrizio Bertin che sta chiedendo questo, è un movimento, l'associazione nostra, che siamo bombardati di telefonate tutti i giorni che ci chiedono aiutateci, aiutateci. Non possiamo sottrarci a questa cosa, lo faremo fino alla fine, fino a quando il cavalcavia sarà riaperto. Ecco, c'è un problema di traffico in generale però sulla città di Padova da discutere. Tra l'altro ricordiamo che il quartiere che è alle nostre spalle è il quartiere più popoloso di tutta la città. Sì, l'Arcella è il quartiere più popoloso della città. La città è congestionata e ce ne rendiamo conto perché sono stati fatti tantissimi sensi unici, sono state convogliate le auto tutte sui sensi unici, quindi code interminabili, sono stati fatti giustamente piste ciclabili, marciapiedi sempre più ampi. Però questo chiaramente a una città come Padova, che ha 200.000 abitanti, che però in città ne arrivano 500.000, qualcuno mi deve spiegare come si fa. Abbiamo le tangenziali che sono intasate al mattino, non ci si può mettere sulla tangenziale, e quindi è un problema veramente oggi di rivedere un piano del traffico urgentemente e cominciare a capire assieme anche ai tecnici quali sono le soluzioni immediate da dare a questa città. Padova rischia tantissimo, noi non vogliamo che sia una città ricettiva, una città bella, accogliente, ma anche fluida nel traffico. Ecco, allora noi ringraziamo davvero Patrizio Bertin, e penso sarà la prima di una serie di proteste che come commercianti metterete in atto, e da Padova restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Chiara Gaiani, a te Federico Cibotto e al tuo ospite Patrizio Bertin. Da tempo raccontiamo la protesta e i disagi subiti dai commercianti, non solo a Padova, le problematiche del commercio. La notizia di questi minuti, di queste ore però è questa, ve l'ho data poco fa, la nostra redazione di Bassano sta seguendo l'evoluzione, esplosione mentre rifanno il cappotto di una casa, così leggo dal giornale di Vicenza.it, gravissimo il proprietario. L'uomo a 25 anni sarebbe stato investito dai detriti scagliati a grande velocità dalla deflagrazione di un tubo di gelatina residuato della prima guerra mondiale. Quindi ci sono dei dettagli di un certo tipo, ovviamente. Stiamo verificando tutte le notizie che arrivano appunto dall'altopiano, siamo in comune di Gaglio. Allora facciamo così, come vedete tante notizie anche oggi, tanti collegamenti, siamo pronti anche a collegarci con Vicenza per parlare di rischio idrogeologico del bacino di laminazione su Vicenza, ma tanti i temi che dobbiamo affrontare anche relativi ai mali della sanità. A fra poco. Di nuovo in diretta per continuare questo nostro racconto di questo giovedì, 1° giugno a Nord-Est. Avete visto tanti collegamenti, tanta la cronaca a partire da questo incidente sul lavoro, l'ennesimo che si è verificato a Gaglio. Stiamo facendo tutte le verifiche del caso, pare che questa deflagrazione sia stata provocata dal rinvenimento di un residuato bellico, ma insomma sta lavorando per noi la redazione di Bassano, quindi per qualsiasi dettaglio vi rimando ai prossimi minuti. Vedo che è già collegato, lo saluto e lo ringrazio, Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Prima però mi chiedono la linea da Vicenza, la nostra Luisa Bertini. Luisa Bertini si trova a Vicenza perché per parlare di un bacino di laminazione, il bacino di laminazione di Vicenza.
la vedo con l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. Buongiorno Luisa, a te la linea. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia dell'assessore Giampaolo Bottaccin, oggi qui in sopralluogo al bacino di laminazione di via Diaz. A che punto siamo? Ma siamo al termine, nel senso che stiamo portando a termine le ultime finiture, però il bacino è già operativo dal punto di vista idraulico, quindi qualora ci fosse una piena che interessa il Bacchiglione o i suoi affluenti, l'Orolo, il Timonchio, questo sarebbe in grado di trattenere temporaneamente oltre 1 milione di metri cubi di acqua, evitando che quest'acqua possa andare a impattare, come accade nel 2010, nell'abitato di Vicenza. Ecco, parliamo passo dopo passo, cosa succederebbe in caso di piena? Ma in caso di piena le casse di espansione funzionano così: il fiume aumenta di livello, quando arriva quasi al sormonto arginale, quindi quando è in piena vengono invase queste aree, questi bacini di laminazione in maniera controllata, in modo tale che l'acqua in più, anziché andare ad uscire dove vuole lei sormontando gli argini, venga trattenuta in queste zone che vengono, fra virgolette, sacrificate. Sono zone in questo caso agricole che possono accettare, c'è una servitù di allagamento che viene riconosciuta ai proprietari, che possono salvare appunto i centri abitati o le zone industriali che stanno a valle. Dopo qualche ora, quando si abbassa il livello del fiume, queste aree vengono svuotate e quindi rimangono allagate per poche ore quando c'è la necessità e solo quando il fiume arriva al massimo livello. Ecco, 18 milioni di euro, lei l'ha definita un'opera strategica per evitare i rischi idrogeologici qui nel Vicentino. Ma lo è sicuramente, come lo sono tutti gli altri bacini di laminazione che abbiamo realizzato, per esempio quello di Caldogno a monte, sul Timonchio, a monte rispetto a dove ci troviamo adesso, che è in grado di trattenere 3.800.000 metri cubi d'acqua. Così come quello che stiamo terminando, e anche quello dal punto di vista idraulico è già operativo, sempre a monte ma sull'Orolo, che è in grado di trattenere 1 milione di metri cubi d'acqua. Sono quantitativi d'acqua che evitano di andare ad impattare sulla città e quindi io credo che questo sia positivo. Abbiamo già utilizzato alcuni bacini di laminazione, ne abbiamo già terminati, oltre a quelli che abbiamo appena nominato, altri 5 in giro per il Veneto, li abbiamo già utilizzati in alcuni casi durante emergenze che sono accadute negli ultimi anni e hanno dimostrato la loro efficacia. Ecco, io ringrazio l'assessore regionale e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie davvero Luisa Bertini, grazie anche all'assessore regionale all'ambiente, alla difesa idrogeologica Giampaolo Bottaccin. Andrea Martella, buongiorno, di nuovo segretario del Partito Democratico del Veneto, senatore che proprio ieri al Senato della Repubblica, lo possiamo vedere anche dalle immagini, sono andato a recuperarle anche ieri, ha parlato proprio di cambiamento climatico, di quello che sta succedendo in Italia e non solo. L'occasione è stata la conversione in legge del decreto legge siccità. Insomma, il dibattito politico, scientifico è quanto mai aperto. Martella. Assolutamente sì, però io credo che bisognerebbe partire da un dato di fatto: il cambiamento climatico non è un'invenzione di qualche visionario magari un po' fanatico, è qualcosa che esiste, è una realtà, un dato di fatto che ha già cambiato la nostra vita e che condiziona la nostra economia e naturalmente che va affrontato pensando che noi dovremmo sempre più orientarci verso un sistema di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, orientato alla transizione ecologica. Ecco, questo è quello che bisogna fare. Certo, i bacini di laminazione sono importantissimi. In Veneto ne mancano 8 su 23 purtroppo. È un lavoro che bisogna continuare a fare per proteggere il nostro territorio. Dobbiamo renderci conto che siamo in una delle regioni con più consumo di suolo e quindi più esposta a quelli che sono i rischi idrogeologici. Ieri sono intervenuto al Senato sul decreto siccità e ho messo in evidenza come il Parlamento stia approvando in questo momento un decreto siccità
e cioè per affrontare la crisi idrica. Visto che i bacini idrografici erano quasi tutti appunto in una situazione di siccità fino a qualche mese fa, qualche tempo fa, e oggi il Parlamento si trova ad affrontare l'approvazione di un altro decreto per l'alluvione che ha devastato l'Emilia Romagna, che ha provocato grandi danni anche nelle Marche e in Toscana. Ecco, se questo non è cambiamento climatico, se questo non è un tema da affrontare 60 giorni nello spazio della conversione di un decreto, si passa da una piena siccità ad un'alluvione, se non ci si rende conto di questo vuol dire che non si vogliono affrontare i temi che riguardano il nostro paese. Ieri l'abbiamo messo in evidenza, purtroppo anche mettendo in evidenza come il decreto siccità rischia di non cogliere i bisogni che dovrebbe cogliere, cioè di non dare le risposte necessarie ad affrontare questo tema. Mi pare di capire, Martella, che bisognerebbe uscire dalla logica perenne, che è un male di questo paese, dell'emergenza continua, e affrontare il nodo della programmazione, così. Bisognerebbe affrontare questo nodo, orientare il nostro sviluppo, come ho detto prima, ad un tipo di sviluppo sostenibile, e soprattutto affrontare il nodo della prevenzione, che naturalmente, come ha detto lei, non può che avere una programmazione. E bisognerebbe però partire dal dato di fatto che non bisogna sottovalutare, o peggio negare, come qualcuno fa, il cambiamento climatico, e che invece bisogna agire per affrontarlo seriamente. Secondo lei ci sono ancora troppi negazionisti, ci sono i negazionisti del clima, e le faccio questa domanda: ci sono anche nella maggioranza di governo, secondo lei? Beh, io l'ho detto ieri in Parlamento e quindi lo ripeto qui, il decreto che stiamo approvando è figlio di una, diciamo, attività dell'esecutivo abbastanza improvvisata, non poggia su dati scientifici reali, rischia di non essere efficace, e la maggioranza di governo dimostra, non dico di negare i cambiamenti climatici, ma almeno di sottovalutarli molto. E questo non si può fare, anche per le immagini che state trasmettendo, anche per il rispetto della vita delle persone. Voltiamo pagina, Martella, non possiamo non ritornare a Vicenza, che possiamo definire un po' la mosca bianca per il Partito Democratico, perché di fronte a risultati non proprio esaltanti dai ballottaggi in tutto il paese, Vicenza vi ha regalato una grande soddisfazione. C'è chi dice che è prevalso l'effetto Possamai sull'effetto Schlein. Lei come se la spiega? Ma che non esiste nessuna questione Schlein, come ho avuto modo di ribadire anche in questi giorni. Giacomo Possamai, che ha vinto, dimostrando quanto la sua proposta politica fosse convincente e abbia convinto i vicentini, ha scelto, contrariamente a quello che ha fatto il centrodestra per esempio, di svolgere una campagna tutta legata alle questioni locali, cittadine, e non di fare una campagna di tipo nazionale. Gli altri hanno fatto venire 4-5 volte Salvini e gli altri. Giacomo è stato premiato per il taglio civico, solidale che ha dato alla sua campagna elettorale, è stato premiato per aver saputo coinvolgere, ascoltando i cittadini di Vicenza, e per aver proposto a loro delle soluzioni rispetto ai tanti problemi che ci sono, che l'amministrazione uscente non aveva risolto. E quindi questo è stato il segreto. Una candidatura popolare, moderna e credibile come quella di Possamai, una coalizione ampia, una capacità di mettere al centro Vicenza e i vicentini. Ecco, questi mi pare siano gli insegnamenti che dobbiamo trarre, e non c'è bisogno di fare nessun tipo di polemica rispetto alla presenza o meno della segretaria, che sta facendo un ottimo lavoro, che peraltro non ha responsabilità rispetto a questo esito delle elezioni amministrative, che come lei ha ricordato è stato un esito molto complesso, per certi versi non positivo, e
che non è venuto a Vicenza, così come non è venuto nessun leader nazionale, come non sarebbe venuto nemmeno Enrico Letta, fosse stato segretario, pur essendo un amico di Giacomo, e nessun altro big ha partecipato a questa campagna che ha avuto questo segno. E senta Martella, lei dice non c'è nessun effetto Schlein, non c'è nessun effetto Possamai, è prevalsa l'anima civica e l'anima, diciamo così, la volontà di riunire più forze, anche la cosiddetta area moderata. Questo comunque è un insegnamento in vista delle europee del prossimo anno? No, io non ho detto che non c'è stato un effetto Schlein, ho detto che non c'è una questione Schlein di cui dobbiamo parlare, perché non è, diciamo, non c'è nessuna volontà politica oltre a quella che ho detto prima, cioè sul taglio della campagna nazionale, locale e non nazionale. C'è ovviamente invece un effetto Possamai, e ho cercato di spiegare quanto sia stata positiva la sua candidatura, la sua capacità di rappresentare Vicenza. Mi faccia dire che per noi quella di Vicenza è veramente una bellissima pagina che si apre, e penso che Giacomo saprà essere un grande sindaco che interpreterà i bisogni e le aspettative di tutti i vicentini, non solo di quelli che l'hanno votato. E voglio anche dire che per quanto ci riguarda, assieme a Vicenza, noi abbiamo vinto l'anno scorso Verona, Padova, quindi governiamo città importanti, e questo ci dice che cosa? Che dobbiamo guardare alle prossime elezioni regionali, naturalmente passando per le europee, alla capacità di mettere in campo candidature credibili, di unire la coalizione e soprattutto di stare in mezzo alla gente, parlando alla gente delle questioni concrete. Per esempio in Veneto della sanità che continua a dare tanti problemi. E a proposito di sanità, allora a questo punto, Martella, le faccio vedere questo servizio che riguarda una raccolta firme avviata proprio in questi giorni, in queste settimane dalla CGIL del Veneto, ma in generale è stata avviata in tutti i capoluoghi di provincia. Se non sbaglio, la scorsa settimana il debutto è stato davanti al Cafoncello di Treviso. Questo è il servizio. Liste di attesa infinite, carichi di lavoro pesantissimi per chi lavora all'interno degli ospedali e dei servizi territoriali, medici che mancano a partire dai medici di medicina generale, ma nei pronti soccorsi e nei reparti. Noi da tempo chiediamo risorse vere, investimenti veri e una valorizzazione del personale, perché altrimenti la sanità rischia veramente di collassare. Per tutte queste ragioni la CGIL ha avviato una raccolta firme per chiedere alla Regione Veneto un piano straordinario di assunzioni nella sanità pubblica. La salute non è una merce, la salute è un diritto, questo lo slogan della campagna partita questa mattina da Tiene. Sono anni che denunciamo tagli indiscriminati ai servizi, che denunciamo scarsa attenzione al personale e insufficienti assunzioni. Ormai l'acqua tocca la gola e quindi per noi è diventato fondamentale che la Regione si faccia finalmente parte attiva a livello nazionale, perché vengano fatti investimenti veri per la sanità pubblica e vengano sbloccate le assunzioni anche negli enti locali. Dunque la CGIL che è mobilitata, il tema della sanità pubblica, Martella, questo lei di fatto diceva, serve un cambio di passo deciso. Beh, guardi, il Partito Democratico del Veneto è stato il soggetto che per primo ha messo in evidenza fin dai mesi scorsi quanto la nostra sanità in Veneto rischia di essere, se non si danno risposte ai cittadini, perché ci sono liste di attesa lunghissime, perché ci mancano medici di medicina generale, perché le code sui pronto soccorso nei pronto soccorso sono infinite. E quindi abbiamo fatto una serie di convegni e anche e soprattutto avviato una campagna, anche noi già da qualche mese, con una raccolta di firme davvero imponente, sia online che cartacea,
con tanti incontri, gazzelli, presidi che si stanno facendo in giro del Veneto, per mettere in evidenza che cosa? Che non c'è dubbio, i nostri medici, i nostri professionisti rappresentano un'eccellenza, ma la governance, l'amministrazione della sanità del Veneto rischia di perdere dei colpi, perché quando ci sono centinaia di migliaia di cittadini che non riescono ad avere una visita o che rimangono in lista d'attesa per anni o che per essere curati decidono di andare a farsi curare nel privato, vuol dire che la sanità pubblica non funziona, e se tu non trovi il medico di base e allora ti rivolgi al pronto soccorso e vai incontro ad un ulteriore problema, e ancora di più rendi l'amministrazione della sanità in una situazione difficile. E se poi non ti riesci a curare perché magari non hai le risorse per poter pagare, entri in uno stato di prostrazione anche psicologica, con problemi di carattere mentale. Infatti abbiamo messo in evidenza come il Veneto sia la regione che spende di meno, al penultimo posto per la precisione per la politica di tutela della salute mentale. Insomma, c'è molto da fare, c'è molto da fare, e a me fa piacere che il sindacato, la CGIL e gli altri, insieme alle forze politiche, facciano emergere questo problema, perché poi questo problema andrà risolto. Bisogna che la Regione programmi diversamente, che gli investimenti non vadano ai privati ma servono appunto per pagare medici, professionisti, infermieri, per retribuirli meglio, per fare in modo che possano rimanere nelle nostre strutture sanitarie. Senatore Martella, grazie davvero, a presto, e noi continuiamo a parlare di sanità, dei mali della sanità. Lo facciamo dal punto di vista tecnico con due ospiti di primissimo piano. Saluto e ringrazio il professor Massimo Guerriero, biostatistico, epidemiologo dell'Università di Verona, il professor Franco Vallicella, presidente dell'Ordine Professioni Infermieristiche sempre di Verona. Buongiorno a entrambi. Allora, parto da lei, professor Guerriero. Tutti la conoscono, i nostri telespettatori la conoscono tutti come il nostro faro nell'emergenza Covid, ma lei è principalmente un biostatistico, uno statistico, si occupa di statistiche, e noi stiamo andando incontro, è vero, ad un'estate meteorologica sempre più calda, ma siamo nel pieno di un inverno demografico, questo è il tema, e questo inverno demografico che riguarda quindi la scarsa natalità riguarda da vicino i temi dell'assistenza, i temi della salute, la carenza di figure professionali. Quindi io partirei come sempre da lei e partirei come sempre dai suoi dati. Sì, grazie. Guardi, un piccolo inciso di partenza, perché è vero che è all'ordine del giorno questo tema della situazione demografica che è in declino, ma è un tema che noi segnaliamo da molti anni, perché i flussi demografici variano abbastanza lentamente, ed è in particolare dagli anni '80 che noi stiamo registrando dei cambiamenti nei flussi demografici, e solo oggi, diciamo, ci se ne accorge e si mette l'accento su questi aspetti. Questo per dire che dobbiamo agire, ovviamente, e ci devono pensare i politici in modo particolare a cosa c'è da fare, ma dobbiamo agire perché il fenomeno non si può invertire dalla notte al giorno. Cioè, l'andamento di una popolazione, la demografia ci ha spiegato che è lento nel suo divenire, e quindi dobbiamo decidere oggi delle questioni i cui risultati li vedremo fra qualche anno, un lustro, 2 lustri, 10 anni, 15 anni. Quindi l'emergenza è più questa, insomma, prendere una decisione, perché siamo arrivati dove 20 anni fa si diceva: guardate che la situazione sta cambiando. E questa è la fotografia. Iniziamo da questa fotografia, professor Guerriero, da questi
numeri che prego la regia di Simone Merlo e Alberto Pivetta, che ringrazio di mettere in onda. Sì, partiamo da qui, professore. Io ho portato alcuni semplicissimi numeri che sono stati rilasciati dall'Istat, il nostro istituto di statistica, e sono datati 7 aprile 23, quindi sono numeri molto, molto recenti. E per dire cosa? Per dire che stiamo facendo sempre meno figli, solo 30 anni fa, 40 anni fa erano circa 2,5 il numero di figli per donna, oggi siamo a 1,2 come vedete. L'aspettativa di vita aumenta sempre, anche per fortuna da un certo punto di vista, quindi noi vediamo che ogni volta che nasce un nuovo bambino o una nuova bambina, questi spera di poter vivere all'incirca 83 anni, ma segnaliamo soprattutto il dato degli ultracentenari che negli ultimi anni sta diventando sempre maggiore. Ecco, se vogliamo andare avanti su queste slide, così delineiamo un pochino questo profilo e dopo possiamo fare qualche ragionamento assieme. Il paio con questi dati viene fatto da queste due slide che ci fanno vedere come si nasce sempre di meno e si muore sempre di più, cioè quella linea blu e la linea rossa si stanno sempre più divaricando tra di esse, cioè a dire che si muore sempre di più, si nasce sempre di meno. E anche un dato sociale, se vogliamo, in Italia la natalità è cambiata negli ultimi anni, diciamo dagli anni 2000, e vediamo che addirittura è il nord a fare più figli rispetto al sud, in controtendenza relativamente a ciò che eravamo abituati a vedere negli anni precedenti. È chiaro che l'aspetto socio-economico ha giocato questo cambiamento. Nella slide successiva facciamo vedere proprio il crollo della natalità. Ricordiamo tutti gli anni 60-70 come il cosiddetto periodo del baby boom, in cui le famiglie facevano molti figli, poi non è che se ne siano fatti sempre di meno, cioè è crollata la natalità. E come si diceva, negli anni 60 facevamo 2,4-2,5 figli per donna, oggi ne facciamo 1,2. Questo, possiamo andare alla slide successiva, lo vediamo anche nel Veneto, anche se gli indicatori sono leggermente migliori a quelli italiani, e possiamo andare alla slide ancora dopo, per dire che abbiamo dei risvolti, ed è il fenomeno che viene segnalato, sull'ammontare complessivo della popolazione. Cioè noi vediamo che la popolazione dagli anni 60 sino a circa il 2015 è sempre più o meno cresciuta, adesso sta calando. Ma le previsioni, e andiamo alla slide successiva, ci mostrano un calo che potrebbe essere anche molto importante se non prendiamo, e qui mi riaggancio a quello che dicevo in apertura, se non prendiamo delle decisioni in termini di natalità e in termini di immigrazione. Cioè se lasciassimo così com'è la immigrazione, cioè praticamente immigrazione se possibile zero, e una natalità che sta declinando, nel 2100 si prevede che l'Italia possa contare solo su 30 milioni di abitanti anziché i 60 che abbiamo contato fino a questi giorni. Una perdita secca sostanzialmente di un italiano su due. La fermo per un attimo, professor Guerriero, blocco anche il professor Valicella. Come sempre la cronaca incombe, ritorno da voi per questi ragionamenti molto interessanti fra pochissimo. C'è la nostra Chiara Gaiani da Padova, perché c'è un'ultima ora di cronaca. Cos'è successo, Chiara? Cristian, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo con il collega Federico Cibotto in via Forlanini, siamo nella zona di Chiesa Nuova, alle mie spalle si può vedere il cimitero maggiore. Questa mattina un camion della PS incaricato della raccolta dei rifiuti in retromarcia ha investito proprio in questa zona, e si vedono ancora le strisce, tutti i rilievi condotti dalla polizia locale, una donna di 83 anni che stava camminando. L'anziana pare fosse scesa da uno dei condomini che possiamo vedere, insomma, inquadrati, per andare a recuperare il cellulare. Un investimento drammatico, il camion, l'autista del mezzo, non si era accorto di nulla. Immediati sono scattati i soccorsi per l'anziana, che è stata portata in ospedale in codice rosso e in gravissime condizioni. Sul posto, come dicevo, i rilievi sono stati condotti dalla polizia locale. Tutti gli aggiornamenti nelle edizioni dei telegiornali di questa sera.
Da Padova restituisco la linea allo studio. Grazie Chiara, io ricordo a tutti voi telespettatori che stiamo anche cercando di capirne di più riguardo all'incidente sul lavoro che si è registrato a Gaglio. Questo ragazzo di 25 anni che è rimasto ferito gravemente. La nostra Monica Smiderle sta contattando proprio in questi minuti anche il sindaco di Gaglio Munari. Anche qui ovviamente nei prossimi minuti, nel proseguo di questa prima edizione, vi daremo tutti gli aggiornamenti. Ritorno da lei e mi scuso professor Guerriero, ma lei è spesso nostro ospite e sa che la cronaca incombe sempre alla precedenza. Stavamo facendo proprio i conti di questo declino demografico, c'è chi lo chiama semplicemente calo, chi crollo, chi utilizza il termine più romantico, inverno demografico, però lei ci sta dicendo di fatto che lo scenario per il 2100, lo possiamo vedere, è ritrovarsi con un paese, con un'Italia abitata da 30 milioni di abitanti. Sì, 30 milioni di abitanti se non facciamo nulla. Ecco, siccome non mancano tantissimi anni, ma non sono nemmeno pochi quelli che ci dividono dal 2100, direi che una qualche politica sulla immigrazione, una qualche controllata ovviamente, e una qualche politica sulla fecondità sono necessarie. Di fatto noi capiamo che si può avere anche un altro risvolto, che è questo che mostrate voi in questa slide, e cioè che non solo la popolazione sta calando in termini numerici, ma sta cambiando anche come composizione demografica, cioè uomini, donne e fasce di età. E noi questo grafico tecnicamente lo chiamiamo le piramidi dell'età, perché rappresenta appunto l'andamento dell'età suddivisa per sesso, ma l'abbiamo chiamata piramide perché eravamo abituati alla forma di una piramide, cioè una base larga e una punta stretta. E qui la situazione sta cambiando drammaticamente, perché abbiamo la base della piramide che è sempre più stretta, quindi pochissimi bambini e pochissimi giovani, e la punta che si sta sempre più allargando, e quindi grandi anziani sempre più massicciamente presenti, come dicevamo in precedenza, nella nostra società. Questa è una classifica molto interessante, sono le regioni più anziane d'Europa. Questo per dire che nelle 15 regioni più anziane d'Europa, per anziani intendiamo che l'età mediana ormai si attesta sui 50 anni, che è altissima, perché se la confrontiamo con l'opposto, cioè l'Africa, l'età mediana dell'Africa è intorno ai 16 anni, quindi l'età mediana dei paesi cosiddetti sviluppati o occidentali sta raggiungendo livelli di allerta, ma in Italia il problema è molto più sentito, perché le 15 regioni più anziane d'Europa ne vedono una presenza di ben 8 regioni italiane, e sappiamo tutti che la Liguria è il paese più anziano d'Italia, d'Europa e anche del mondo, perché fa questa gara, se così la vogliamo chiamare, soltanto con il Giappone. Certo. E questo ha delle conseguenze, professore? Abbiamo tante conseguenze, come stavate facendo in quella slide. È chiaro che a livello europeo attualmente la nostra situazione demografica ci espone, perché siamo all'interno degli stati europei quello ha un più alto rischio di povertà, il 25% della popolazione italiana è a rischio di povertà, e questo segnale fa il paio con il titolo di studio, che non è messo lì a caso, perché noi sappiamo che il titolo di studio, quindi l'istruzione, induce determinati atteggiamenti nella popolazione, e abbiamo il più basso numero di laureati nella popolazione 25-64 anni d'Europa, insieme alla Romania. Per una popolazione che invecchia, o meglio in una popolazione che invecchia, è chiaro che aumentano anche le patologie croniche, sempre più vecchi e per certi versi malati. Per forza, perché la malattia delle malattie è l'invecchiamento, e quindi noi sappiamo che a mano che si invecchia aumentano i bisogni sociosanitari della popolazione. Vi ho portato questa slide del Ministero della Salute perché ci fa capire come con l'andare dell'età
aumenta la cronicità, ma aumenta in maniera esponenziale, cioè le persone che hanno una sola malattia cronica più o meno come percentuale resta ferma, è più o meno un terzo, invece aumentano le persone che hanno più di una cronicità, fino ad arrivare alla punta di questo iceberg, e ci dice che l'8% degli ultra 65enni hanno addirittura presenti contemporaneamente 3 o più malattie croniche che hanno bisogno di una gestione. Queste malattie croniche sono, lo vedete a destra, le cardiopatie, e poi abbiamo le malattie respiratorie, abbiamo il diabete, e se vedete invece i tumori stanno più in basso, e questo è una buona notizia, cioè le malattie tumorali le stiamo tenendo sotto controllo, abbiamo imparato insomma a gestire, a curare meglio il tumore. Ma il peso economico sul sistema sanitario nazionale sarà sempre maggiore, non riusciremo a invertire questa rotta finché non invertiremo la rotta demografica della popolazione. E qui subentra il professor Franco Valicella, che è presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Verona. Vengo quindi da lei, professor Valicella. Tutto questa lunga premessa doverosa che ci ha fatto il professor Guerriero ci dice sostanzialmente che le necessità assistenziali della popolazione italiana veneta sono e saranno in vertiginoso aumento da qui ai prossimi anni. Le chiedo, saremo in grado di fare fronte a questa massa di richieste in termini proprio di professioni sanitarie? Ci saranno professionisti? Allora, guardate, i dati che ha portato il professore sono veramente dati importanti e i dati hanno un senso, hanno un valore e che in questo caso riguardano le persone che potenzialmente avranno bisogno di assistenza, e parlo di assistenza con la A maiuscola, nel senso che queste persone avranno bisogno di assistenza, che vuol dire fondamentalmente assistenza infermieristica, perché come diceva il professor Guerriero, queste saranno persone con patologie cronico-degenerative, con più patologie, quindi una volta che queste persone hanno avuto una diagnosi c'è bisogno di assisterle, questo fondamentalmente. E allora, di fronte a questo problema importante, cosa ci dicono i numeri? Ci dicono che le risposte organizzative sono state, diciamo così, messe in campo. Sono quelle del PNR, quindi costruzione degli ospedali di comunità, case della comunità, infermieri di famiglia, COT, aumento dell'assistenza domiciliare fino ad arrivare almeno al 10% degli ultra 65enni. Il problema però, che sembra che sia proprio completamente un tabù perché non se ne parla, è ma ci sono le risorse appunto infermieristiche per queste necessità, perché noi costruiamo tantissime strutture, ma poi voglio dire queste strutture possono rispondere ai bisogni se ci sono dei professionisti in numero adeguato per rispondere a questi bisogni. E quindi come siamo messi rispetto al personale infermieristico? Qua io veramente sono disarmato, perché nonostante che continuiamo a sfornare i numeri rispetto alla situazione infermieristica, nonostante questo, mi sembra che assolutamente non si stia facendo nulla. Come il professor Guerrieri prima diceva, che la popolazione sta velocemente trasformandosi e bisognerebbe fare qualcosa per fare in modo di assicurarsi, diciamo così, un futuro. Lo stesso per la popolazione infermieristica. Vi do solamente alcuni dati veramente macro che delineano però il quadro. Al di là delle ulteriori necessità per questi servizi e queste strutture che dicevo prima, c'è bisogno di garantire quello che c'è. Attualmente, io cito i dati dell'Agenas, quindi se andate sul sito dell'Agenas c'è un bellissimo volumetto che parla dei numeri del Servizio Sanitario Nazionale, che dice che nel 2021 il turnover infermieristico è stato garantito per il 95%, che vuol dire che anche per i servizi che ci sono adesso non si stanno garantendo le stesse risorse. Su 100 che ne sono usciti, ne sono entrati 95. Qua però il problema è quello di implementare questi numeri, perché abbiamo da aprire nuovi servizi. I numeri per questo sono appunto drammatici, perché alla fine noi debolmente riusciamo ad aumentare i numeri
dei posti all'università, siamo arrivati a circa 18.000 posti. Il problema è che questi 18.000 posti non sono sufficienti per coprire le uscite che nei prossimi anni vedranno uscite importanti, dai 21 ai 25.000 infermieri che usciranno dal sistema per raggiunti i limiti di età. Quindi c'è un quadro, statistico, numerico, che dà una dimensione del fenomeno veramente importante, e la cosa che ci preoccupa è che sembra che la questione non riguardi e non interessi nessuno. Professore, c'è un numero, professore, sì, che vorrei dare per dare una dimensione anche locale. Se non sbaglio, voi avete calcolato che da qui ai prossimi anni solo in provincia di Verona andranno in pensione 1.000 infermieri su una popolazione di 7.000. Esattamente, questa è la dimensione di Verona, ma questo può essere più o meno rapportato anche, alle dimensioni delle altre province. Però c'è un altro numero che deve essere affiancato a questo, e cioè il fatto che comunque già adesso non si riesce a capire il turnover. Come dicevo prima, quelli che escono non sono totalmente sostituiti da quelli che entrano, e non è un problema di assunzioni, perché prima vedevo con interesse il vostro servizio. Cioè, il problema è che proprio non ci sono, cioè anche se si vuole assumerli, non ci sono. Ci sono dei servizi importantissimi che andrebbero nella direzione di dare delle risposte assistenziali, come ad esempio l'istituzione degli infermieri di famiglia in una certa percentuale per popolazione, che non si riescono a trovare perché non ci sono. Allora qual è il problema? Il problema è quello di un investimento. E nel vostro servizio giustamente avete rimarcato il fenomeno della mancanza di medici. È un grosso problema, ma almeno su quelli, voglio dire, nel tempo avremo delle risposte, perché sono stati aumentati in maniera significativa i posti all'università. Per gli infermieri non è successo questo. Quindi noi sapremo già che cosa succede fra 3, 4, 5 anni. La vostra domanda sul vostro servizio era: ma chi è che assisterà i pazienti? Non lo so, ci sarà un grosso problema. Quindi il discorso è questo, e ci avviamo a conclusione, professor Valicella. Bisogna rendere più competitiva, attrattiva anzi, la professione infermieristica, in modo che i giovani possano sceglierla, possano scegliere di diventare infermieri. È una questione economica ma anche culturale, questo è il fatto. Le chiedo proprio 30 secondi su questo. Ha centrato la questione. Noi domani avremo bisogno di più assistenza, quindi avremo bisogno di più professionisti, ma non è sufficiente aumentare i numeri, bisogna fare in modo che i futuri giovani si iscrivano al corso di infermieristica, e per questo un elemento fondamentale è quello di garantire un percorso di carriera a questi studenti che pensano di poter intraprendere questa professione. Oggi questo non è garantito. Questo è il punto centrale. Per rendere appetibile una professione bisogna dire allo studente che deve scegliere: se tu intraprendi questa persona avrai queste opportunità, questa chiarezza su queste opportunità all'interno del Servizio Sanitario Nazionale oggi non c'è. E non c'è più tempo, questo è il tema, e i dati, i numeri del professor Guerriero mettono un po' spalle al muro i decisori politici di qualsiasi colore, questo va detto. Non ho più tempo, con il professore dovevo fare altre battute, ma le faremo a strettissimo giro di posta. Grazie professor Guerriero, epidemiologo biostatistico all'Università di Verona, grazie Franco Valicella, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Verona. Grazie davvero, buon lavoro a entrambi. Allora, noi abbiamo ancora tanto da dirvi e da raccontarvi, anche gli sviluppi di questo incidente sul lavoro che si è registrato questa mattina sull'altopiano di Asiago a Gaglio, e poi tutte le riflessioni politiche sull'elezione del sindaco Possamai a Vicenza, sulla giunta di Treviso e non solo. Quindi facciamo così, meteo, pubblicità e poi apriamo un nuovo capitolo a fra poco. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. Ponte del 2 giugno, clima da inizio estate, ma con occasionale instabilità. Vediamo dove nel dettaglio.
Sul Veneto la grafica di giovedì ci mostra un contesto buono, sarà infatti in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Tuttavia sui monti nel pomeriggio saranno possibili dei rovesci e temporali, per il resto assenti. Temperature stazionarie o in lieve aumento, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece tra i 25 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso. Sui rilievi sarà più variabile, specie nelle ore pomeridiane, con temporali possibili poi anche fin verso qualche zona di pianura. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà più soleggiato al mattino, ma avremo frequenti addensamenti a seguire, associati a isolati rovesci. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 25-28 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Di nuovo in diretta, rieccoci per questa seconda parte della nostra prima edizione, contrassegnata, lo avete visto, da numerosissimi fatti di cronaca. Siamo in attesa di capirne di più per quanto riguarda questo incidente sul lavoro che si è registrato questa mattina a Gaglio, un'esplosione, forse un residuato bellico. Di fatto un 25enne si trova all'ospedale in gravissime condizioni, questo in ore drammatiche perché ieri c'è stato un morto sul lavoro a Piombino Dese, poi uno gravissimo nel Trevigiano, una scia che sembra non finire. Ancora gli incidenti in strada nel Padovano, questa mattina ad Albignasego un ragazzo di 17 anni ferito gravemente. Nella tarda mattinata, come ci ha raccontato la nostra Chiara Gaiani, una donna, un'anziana investita da un camion della raccolta differenziata. Insomma, sono tutti fronti aperti sui quali vi aggiorneremo nel corso di questa edizione. Ma apriamo il dibattito politico, non potremo fare altrimenti. Lunedì il ballottaggio a Vicenza con Possamai, il nuovo sindaco del capoluogo berico. Ieri la giunta di Mario Conte, il Mario Conte bis, che nasce all'insegna anche del fattore Meloni, perché entrano in giunta degli esponenti di Fratelli d'Italia che prima non c'erano. Ne parliamo con Claudio Borgia, rappresentante di spicco di Fratelli d'Italia. Buongiorno, Borgia. Stefano Pelloni, consigliere del Partito Democratico, consigliere comunale a Treviso. Buongiorno Pelloni. Buongiorno a Nicolò Rocco, Azione Italia Viva Futura. Buongiorno Rocco e buongiorno anche a Fabio Maggio di Forza Italia. Allora, se siete d'accordo, io partirei dalle parole di Mario Conte, pronunciate ieri proprio in occasione della presentazione della Giunta. Mario Conte che di fatto ha detto: fuori la politica dai partiti, se appunto abbiamo il servizio lo mandiamo in onda e poi lo commentiamo. Mario Conte. Abbiamo da poco fatto una riunione con la nuova squadra alla quale ho chiesto impegno e che la politica rimane fuori dal palazzo. Noi siamo qui a rispondere alle esigenze della comunità trevigiana, che è l'unico partito di riferimento all'interno di questo palazzo. Il nostro partito di riferimento sono i cittadini trevigiani, tutti, quelli che ci hanno votato, ma soprattutto quelli che non ci hanno votato. Il primo messaggio, tutt'altro che sotto traccia, sembra indirizzato alle segreterie di partito. Prima dei simboli vengono i cittadini, dice Mario Conte, presentando la nuova giunta di Casugana, che comunque tiene inevitabilmente conto degli equilibri interni al centrodestra emersi dalle urne. Con una giunta mista tra riconfermati e new entry, una giunta equilibrata che dà risposta a quelle che sono
le sensibilità e le esigenze di tutte le liste che mi hanno sostenuto e quindi ci sono tutti i presupposti per andare avanti. Le due new entry in senso assoluto arrivano dalle file di Fratelli d'Italia. Gloria Sernagiotto è la nuova assessora alle politiche giovanili e alla scuola, Rosanna Vettoretti allo sviluppo economico e al commercio. È la prima volta in giunta comunale per l'ex capogruppo della Lega Riccardo Barbisan, su le deleghe al bilancio e al patrimonio. Della precedente giunta rientrano in 4 Alessandro Manera, mister preferenza Treviso, mantiene l'ambiente e il PNRR, è lui il nuovo vice sindaco, mentre Andrea De Checchi va all'urbanistica e ai servizi. Opere pubbliche per Sandro Zampese, riconferma piena al sociale per Gloria Tessarolo. Manca un assessorato che diventerà operativo solo a partire dall'inizio del 2024. Primi indizi: sarà una donna e il suo profilo rigorosamente tecnico. Sarà un assessorato specifico su dei temi che io andrò a valutare da qui a dicembre, che necessitano di un maggiore supporto da parte dell'amministrazione. Sindaco che al momento tiene per sé polizia locale, sicurezza, protezione civile, cultura, turismo, grandi eventi, ambito non banale con una Olimpiade alle porte e comunicazione istituzionale. Tutte le informazioni istituzionali o escono da me o escono dagli assessori previo accordo col dottor Francesco Vigatto. Altra delega di peso trattenuta da Conte, quella all'università. Treviso città universitaria è una di quelle deleghe che ho fortemente voluto, ma soprattutto uno di quegli obiettivi sui quali io credo molto. Deleghe specifiche saranno attribuite anche ad alcuni consiglieri comunali. Un nome c'è già e si occuperà di rapporti con le istituzioni. È una forma di ringraziamento, di stima e di affetto nei confronti del generale Iannicelli, che fin dal primo giorno mi ha sostenuto in questa avventura. E questo in attesa di capire chi sarà il nuovo presidente del Consiglio Comunale convocato per il 6 giugno. Quanto alle priorità sono quelle di sempre, soprattutto in ambito sociale. I nostri spin doctor da un punto di vista politico sono i bambini. Noi vogliamo con grande determinazione costruire una città a misura di bambino. Insomma, abbiamo finito con il miele questo racconto della giornata casugana, però all'inizio Mario Conte ha detto una cosa pesante, poi ieri tra l'altro chi ci segue lo ha visto in diretta, fuori la politica dei partiti da palazzo, insomma sono frasi che hanno un loro peso specifico nel dibattito politico. Parto da Pelloni, le piace questa nuova giunta e soprattutto cosa intendeva dire secondo lei Mario Conte e a chi? Beh, sicuramente non si rivolgeva al Partito Democratico, ma più probabilmente al mio collega di trasmissione e al suo partito, insomma, anche il particolare sulla comunicazione che deve passare tutta da lui, mi sembra un po' un modo per imbavagliare gli assessori che non provengono dallo stesso suo partito. Però vabbè, lasciamo giudicare i fatti. Io sono abituato a lasciar lavorare le persone, valutarle, poterle consigliare, poterle aiutare e poi dopo anche criticare sempre in maniera costruttiva. Devo fare una notazione e quindi diciamo non posso fare una valutazione. Le uniche due riflessioni che ho fatto attorno a questa giunta sono che da un lato mi aspettavo da un sindaco che aveva avuto un mandato così forte, il 64%, i miei auguri, più coraggio. Invece questa giunta è l'applicazione più pura del manuale Cencelli e della spartizione politica, quindi ha voglia di dire fuori i partiti dal comune. Insomma, mi sembra che sia stata una suddivisione matematica degli incarichi e appunto quando si parla di coraggio, di mettere al centro i bisogni dei trevigiani e tutte queste belle promesse, dopo vengono smentite dai fatti quando invece vengono premiate solo le preferenze e non ad esempio le competenze, perché ad esempio parlando in materia di bilancio è stato messo da parte il dottor Schiavon, che era assessore uscente, che era un commercialista, un collega, e è stato diciamo invece valorizzato solo una persona, Riccardo Barbisan, che invece è stata valorizzata solo dal punto di vista delle sue preferenze personali. Quindi
va bene tutto, è la politica, ci può stare, ma almeno non l'ipocrisia di dirci fuori la politica dal comune. Un unico appunto: io temo che la mancanza di un assessore alla cultura sia una questione su cui bisognerà lavorare immediatamente, e io auspico che il sindaco ci ripensi e che accorci molto il tempo, da qui a gennaio si parla, per l'entrata in carica di una competenza, di una persona, di una donna come assessore, e io penso che sarà necessario che lavori sul tema delle politiche culturali. Anticipare i tempi. Nicolò Rocco è stato uno dei volti principali della campagna elettorale, era candidato sindaco per Azione Italia Viva Futura. Rocco che è in consiglio comunale ed è all'opposizione. Rocco, chiedo anche a lei che cosa le sembra questa nuova giunta. Mi sembra l'esito, diciamo, delle urne, quindi una giunta assolutamente politica che va un pochino a rispettare quelli che sono i pesi emersi dalla campagna elettorale, magari con qualche scelta rispetto per esempio ai 2 nomi di Fratelli d'Italia, rispetto a Forza Italia, nel quale insomma abbiamo visto che viene premiata una competenza, quella di De Checchi, che magari non era quella che era risultata più forte in termini di preferenze. Per cui mi pare che sia in qualche modo questa giunta l'esito di una serie di valutazioni, ponderazioni che però insomma rientrano in quella che è la cosiddetta applicazione del manuale Cencelli, senza che questo voglia per forza dire qualcosa di negativo. Cioè Cencelli significa cercare di rispettare. Però diciamo allora lei nota anche lei come Pelloni una contraddizione in termini, fuori la politica dal palazzo e poi insomma l'applicazione del manuale Cencelli, delle due l'una. Ma allora, tenere fuori la politica dal palazzo è impossibile, perché voglio dire, ci sono state delle elezioni, i cittadini votano su degli schieramenti, votano su dei partiti, per cui sarebbe contraddittorio che la politica non entrasse a palazzo. Penso che il richiamo fosse più che altro nel dire ok, insomma ci si pesa, ciascuno ha le sue identità, però poi mettiamo al centro il bene dei trevigiani. Sicuramente rispetto per esempio a 5 anni fa questa è una giunta più politica, perché 5 anni fa comunque abbiamo visto degli innesti di figure tecniche, la Lavinia Colonna Pretti, che era comunque una professionista che veniva dal mondo della cultura, o Lidia Tassinari, che era una esponente degli ordini professionali in termini di urbanistica, mentre oggi abbiamo invece un esito che è molto più legato alla politica. Però come diceva giustamente anche Pelloni, vediamo, quindi valutiamo le persone anche in base all'approccio che avranno, lavoriamo sui temi, perché i temi ce ne sono tanti. Mi colpisce questo inserimento, diciamo, di una delega tenuta dal sindaco rispetto alla cultura, ai grandi eventi e all'università. Da una parte mi verrebbe da dire che significa dare importanza a questi aspetti, per cui potrebbe anche essere un aspetto positivo. Dall'altra però sicuramente sono delle deleghe talmente complicate, con delle partite talmente importanti, che forse è importante accelerare questa entrata del nuovo assessore. E io faccio una battuta: se fossi diventato sindaco addirittura avrei portato a 9 gli assessori, perché mi rendo conto di quanto difficile sia per una persona stare dietro a tutte le deleghe. Magari mi sarebbe piaciuto un assessore dedicato solo allo sport, perché è un settore che sta soffrendo particolarmente ed è un settore strategico, però insomma veniamo da anni in cui lei avrebbe fatto così, diciamo, c'è anche stata un'idea di riduzione dei costi della politica, poi alla fine non sono i 100.000 euro all'anno di costi di un assessore che fanno la differenza rispetto invece a una persona a tempo pieno che può servire la sua comunità. Lei dice. Allora, Borgia, Fratelli d'Italia, abbiamo titolato così: il fattore Meloni nella nuova giunta Conte. È questo l'elemento di novità, è inutile girarci attorno, è chiaro, ci sono 2 assessori con referati importanti, Fratelli d'Italia che prima non c'era nella giunta, adesso c'è, ed è un equilibrio politico del quale Mario Conte deve tenere assolutamente conto. C'è chi dice, i soliti malini, i giornalisti, che quel riferimento iniziale di Mario Conte a fuori la politica dal palazzo, la politica dei partiti, fosse riferito a Fratelli d'Italia. Vi siete sentiti chiamati in causa? Guardi, io come sa faccio l'amministratore ormai insomma da qualche tempo, e ritengo che le amministrazioni debbano
lavorare per il bene di tutti i cittadini a prescindere dai partiti politici. Io allo stesso modo sono un uomo e sono un esponente politico, però ritengo che quando si amministra la politica vada messa da parte, e quindi il colore politico vada messo da parte, e bisogna cercare di migliorare la qualità della vita a prescindere insomma, da cosa votano i cittadini. C'è un mandato chiaro, un mandato popolare, è ovvio che quando si amministra, quando si è in giunta, quando si fa il sindaco, l'importante è l'azione amministrativa. È ovvio che la politica è importante nel momento in cui ci sono delle battaglie politiche da portare in consiglio comunale, che è, diciamo, l'assemblea, l'organo che deve e racchiude la possibilità di fare dibattito politico. La politica serve nei momenti in cui ci sono dei rappresentanti delle istituzioni di determinati colori, e quindi nel momento in cui c'è una filiera che va dal comune all'Europa, possono intervenire per sbloccare, per esempio, insomma, determinate questioni che sono care, per esempio, agli enti locali, per cui la filiera politica è sicuramente importante, l'abbiamo visto negli ultimi anni, quindi insomma diciamo che ci deve essere un equilibrio tra amministrazione e politica. Non ci sentiamo assolutamente sentiti in causa, anche perché insomma credo che Mario Conte parlasse a tutti i partiti e dicesse: bene, abbiamo varato la giunta, adesso occupiamoci dei trevigiani, come del resto facciamo tutti, facciamo a Montebelluna, facciamo a Calalzo, facciamo a Vicenza, facciamo dappertutto, cioè prima vengono i nostri cittadini e poi ovviamente vengono i partiti politici, perché deve essere così. E l'aspirazione di ogni buon amministratore è quello di incidere sulla propria collettività, sulla propria comunità, a prescindere da cosa uno abbia votato. Insomma, lei dice il centrodestra parte unito su Treviso. No, assolutamente. Beh, devo dire anche che lei si ricorda, mi ha intervistato appena era uscito il risultato elettorale del 65% a Mario Conte, del nostro 11,3% che quindi, ha permesso... ecco, lei ricorda questa percentuale, a rigor di logica Mario Conte potrebbe governare senza Fratelli d'Italia. Però questo non è il tema, nel senso che se così, se voleva fare in questa maniera... sarebbe candidato da solo o con la lista Conte e con la Lega, avrebbe escluso Fratelli d'Italia, avrebbe potuto farlo. Non è stato così, perché in questo caso c'è stato un centrodestra ampio, quindi tutti hanno espresso dei consiglieri comunali e quindi una lista di candidati, abbiamo sostenuto Mario Conte, e quindi questa è la migliore dimostrazione che su questo tema e sulla ricandidatura di Mario Conte si è tutti uniti e il centrodestra unito. C'è stata un'ampia convergenza. Assolutamente, okay. Poi mi faccia dire che non posso che essere contento e soddisfatto che per la prima volta in giunta a Treviso entrano 2 esponenti di Fratelli d'Italia, 2 donne tra l'altro, quindi per l'ennesima volta Fratelli d'Italia dà una dimostrazione che sul tema, per esempio, della parità di genere e soprattutto della valorizzazione delle donne è in prima linea, perché noi abbiamo espresso 2 donne, tra l'altro avevano preso anche un buon numero di preferenze, perché Gloria Sernagiotto, tra l'altro ricordo che è di Montebelluna e adesso abita ormai da tempo a Treviso, è stata la seconda più votata, e Rosanna Vettoretti invece è stata la quinta più votata della lista. Ecco, Fratelli d'Italia ha fatto delle scelte chiare, Mario Conte ha accolto insomma a questa richiesta, quindi di avere 2 rappresentanti, e sono state scelte 2 donne. Tra l'altro ricordo che abbiamo 2 deleghe fondamentali, io lo ribadisco sempre: le attività produttive sono, lo sappiamo tutti, commercio a Vettoretti, certo, ma soprattutto il tema della scuola, dell'istruzione che ha l'assessore Sernagiotto è un tema centrale. E di giovani, insomma, è stata la mia fortuna l'istruzione a Montebelluna, e spero che valga lo stesso per Gloria. E Fabio Maggio, Forza Italia, insomma, in questo momento
e ci mancherebbe altro, tutto fila liscio, però Forza Italia è pronta un po' a fare da pacere tra Lega e Fratelli d'Italia, perché insomma il vostro ruolo è anche questo, no? Punto di equilibrio di questa coalizione, di questa maggioranza. Ma credo che Forza Italia sia sempre stato un punto di equilibrio nella coalizione di centrodestra fin dalla sua fondazione, lo è stato in provincia di Treviso in questi mesi, lo sarà anche a Treviso. Può vantare un rappresentante in consiglio comunale e un rappresentante in giunta con grande esperienza oltre che con grande competenza. Non si può dire che Mario Conte non sia stato coerente con quanto ha sempre affermato in campagna elettorale, cioè che le competenze sarebbero state premiate oltre al consenso, e la nomina di avvocato, un collega come Andrea De Checchi, in un referato così importante è sicuramente testimonianza di questa coerenza che ha premiato alle urne. Quindi insomma si va avanti uniti, Maggio, lei non vede nessuno scricchiolio all'orizzonte? Perché insomma adesso parliamoci chiaramente, Treviso è città, è roccaforte, è sempre stata roccaforte della Lega, è chiaro che brucia ai leghisti avere in giunta Fratelli d'Italia. Lei ce lo può dire questo, Maggio? Guardi, io non noto ustioni di nessun livello per il momento nell'orizzonte politico. Sicuramente c'è stato un confronto elettorale come è necessario, e la politica e le elezioni sono rappresentanza principalmente, quindi ognuno fa la sua campagna elettorale, è stata fatta una campagna elettorale leale. Guardi, se parliamo di ustioni e se parliamo di bruciature, tutti davano Forza Italia per spacciata e in realtà mi pare che il risultato di Forza Italia sia stato oltre le attese, quindi per parlare in casa nostra noi siamo molto soddisfatti di come sia andata la partita, quindi oggi usciamo vincitori da uno scontro elettorale che comunque vedeva una giunta uscente che ha ben lavorato, in cui i rappresentanti di Forza Italia hanno dato il loro contributo, e ci aspettiamo 5 anni altrettanto di successo. Allarghiamo l'orizzonte da Treviso a Vicenza, perché a Vicenza c'è un'altra storia sostanzialmente. Stiamo raccontando tutta un'altra storia con la vittoria di Giacomo Possamai al ballottaggio. Prima con Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, ho definito Vicenza la mosca bianca del Partito Democratico. Certo, è un risultato elettorale che in qualche modo Pelloni vi corrobora. Corroborante, diciamo così. Innanzitutto tra mille asprezze, perché certo, poi nel resto del paese è andata a maluccio. No, ma allora, diciamo così che da un lato questo risultato di Vicenza non ci deve far, a noi democratici veneti, non ci deve far nascondere, diciamo, la realtà dei fatti di una tornata elettorale che è stata molto difficile anche qui in Veneto, e quindi da questo punto di vista c'è sempre da imparare dalle esperienze elettorali e anche senza far finta di quello che è successo. È chiaro che il comune di Vicenza in Veneto era il comune più importante che andava al voto insieme a Treviso. A Treviso il sindaco uscente ha rivinto, a Vicenza il sindaco uscente, anch'esso dato super favorito, ha perso perché è stato candidato Giacomo Possamai, che è un ragazzo che conosco tra l'altro da tantissimi anni e con il quale ho fatto moltissima militanza politica anche insieme a Nicolò Rocco nelle organizzazioni giovanili del Partito Democratico, e quindi sono particolarmente contento per lui, ma quell'esperienza e quella vittoria io penso sia legata a un rapporto con il territorio profondissimo, a una credibilità nei confronti dei cittadini importante, e quindi da questo punto di vista c'è solo da dire che il merito è tutto di Giacomo Possamai, del gruppo di persone che lui è riuscito a mettere attorno a sé e a lavorare. Quindi come merito squadra di Giacomo Possamai e non del Partito Democratico?
Ma il Partito Democratico ha portato, Giacomo Possamai è un dirigente del Partito Democratico e quindi sicuramente è il capogruppo del Partito Democratico, era fino ad oggi il capogruppo del Partito Democratico in Regione Veneto, insomma, quindi è chiaro che il suo impegno, l'impegno di tutto il centrosinistra a Vicenza ha premiato e quindi io sono particolarmente contento per questo. Eppure Elie Schlein, neosegretaria del Partito Democratico a Vicenza, non si è vista sostanzialmente perché lo stesso Possamai ha voluto dare una linea civica alla campagna elettorale. Ma questo lo stanno sottolineando in tanti. Ma allora, se posso solo esprimermi su questo, una puntualizzazione, nel senso che è vero, dopodiché penso che sia stata una strategia elettorale non tanto legata a Elie Schlein, ma legata a non voler nessun dirigente del Partito Democratico o nessun dirigente del centro-sinistra, non penso sia andato neanche Carlo Calenda a sostenere Giacomo Possamai. Per lo stesso motivo un altro leader era Enrico Letta, l'anno scorso non è andato a Verona ad incontrare Tommasi, per esempio, quindi non lo legherei tanto a Elie Schlein o al Partito Democratico, lo legherei al fatto che con un sindaco uscente di centrodestra che ha portato ministri, che ha portato segretari di partito, Salvini è andato 50 volte, eccetera, il Partito Democratico probabilmente aveva bisogno di rafforzare, essendo Giacomo un dirigente del Partito Democratico, rafforzare anche una apertura a altri mondi, diciamo così, certo, senza farsi iscrivere all'interno solo del partito. Però, come sapete, è inevitabile che sia così. Elie Schlein, neosegretaria del Partito Democratico, sottolineo neosegretaria perché insomma è segretaria da 3 mesi, certo non si può imputare a Schlein la malagestio del partito di questi anni, insomma, però è uscita sui social dicendo delle cose, levandosi dei sassolini dalla scarpa, perché dice no, noi rimaniamo, io resto e continuerò il mio lavoro che è appena iniziato, quindi insomma state comodi che noi siamo arrivati. Elie Schlein. Vorrei chiarire questo punto: il cambiamento non è un pranzo di gala, il cambiamento è scomodo e noi siamo qui per fare esattamente quello che diciamo. Ecco, su questo voglio davvero dire a tutte e tutti, mettetevi comodi perché siamo qui per restare. Abbiamo un lavoro lungo davanti, abbiamo tutta l'intenzione di farlo, coinvolgendo pienamente tutto il partito, coinvolgendo la società, coinvolgendo il partito a partire naturalmente dai territori per mobilitarci su queste nostre grandi battaglie. Ecco, io vi dico, continuate a darci una mano, continuate a sostenerci, continuate come avete fatto in questi mesi a fare, diciamo, iscrizioni al Partito Democratico. Mi dicevano dalla regia anche che c'è la sigla del 2 per 1000 da comunicare, che anche quello è uno strumento importante di sostegno al partito, M20, per chi volesse darci una mano anche in questa direzione. Noi non ci fermiamo, abbiamo da ricostruire una prospettiva e abbiamo da dare una speranza a questo Paese, quindi andiamo avanti insieme, mi raccomando, facciamolo dandoci forza a vicenda e facciamolo tenendo botta, come si dice da noi. Elie Schlein, che è una vecchia conoscenza di Claudio Borgia, io insomma avevamo fatto questa carrambata qualche mese fa prima della campagna elettorale, insomma comunque vi conoscete perché ripetiamolo, Borgia. Rappresentanti degli studenti alla facoltà di giurisprudenza a Bologna e quindi tra l'altro eravamo tutti e due in opposizione al governo dell'epoca e quindi insomma del governo universitario dell'epoca e quindi insomma abbiamo avuto modo di conoscerci, ecco, in quel caso. È ovvio che, terrei a ribadirlo, ho come dire stima nei suoi confronti, ma siamo agli opposti, nel senso che non condivido nessuna delle sue posizioni, delle sue idee politiche. È ovvio che insomma ho avuto modo ormai più di 15 anni fa di conoscerla e insomma sono sicuro che per il popolo del centro-sinistra sarà, insomma, cercherà di fare del proprio meglio. Ecco. È l'anti-Meloni? Io in politica ho sempre pensato che ci si impegna non per essere anti ma per essere per.
e credo che insomma possa essere, diciamo, una figura diciamo, che incarna i valori e i principi della sinistra. Prima parlavo appunto con Stefano, dico un po' più di sinistra perché ad oggi insomma, non vedo questi grandi temi della sinistra rimessi al centro del dibattito politico, anzi devo dire che come governo stiamo facendo molto sui temi del sociale, soprattutto del tema del lavoro. Quindi se lei avesse qui giovani. davanti Elly Schlein le direbbe: Elly, da ex collega ti consiglierei di stare più a sinistra? Sì. Interessante. Sì, perché credo che insomma si è visto che puntare tutto sui diritti civili non credo possa accontentare in generale gli italiani e il popolo del centro-sinistra. È una loro battaglia che io rispetto. Quindi lei si candida a spin doctor di Elly Schlein? No. Io spero che continuino così governiamo per altri 20 anni. Allora, Nicolò Rocco, visto da tremendo è oggi, dall'area riformatrice, da quel che fu il terzo polo, poi non so se lo è ancora, ma visto dall'area riformatore, questa impostazione del Partito Democratico, questi primi 3 mesi di segreteria di Elly Schlein vi allontanano o vi avvicinano al Partito Democratico? Allora, io penso che Elly Schlein non abbia delle responsabilità su queste amministrative, nel senso la maggior parte dei candidati sono stati scelti quando lei ancora non era segretario. La scelta per esempio di candidare un civico poco identitario a Treviso è stata una scelta su cui non penso che Elly Schlein sia entrata particolarmente. Così come la scelta di Possamai di non avere dei leader nazionali, in realtà Carlo Calenda è stato da Possamai, però probabilmente aveva più senso Carlo Calenda che doveva siglare un accordo con il terzo polo rispetto a Elly Schlein che rappresentava una comunità, quella del Partito Democratico, che Possamai già ben rappresenta, cioè Giacomo aveva già i voti dal primo all'ultimo del Partito Democratico essendo un esponente di punta, capogruppo in regione, quindi probabilmente non aveva neanche senso che la Schlein andasse a trovarlo. Però il punto, diciamo, sul Partito Democratico, a cui io comunque mi interesso perché è uno dei soggetti più significativi, diciamo, di quello che potrebbe essere un campo antisovranista, nasce con il posizionamento di Elly Schlein. Io sono d'accordo con Borgia, cioè Elly Schlein rappresenta una sinistra identitaria che deve essere sempre più una sinistra identitaria. Secondo me il problema è quello che succede al centro, cioè al centro si aprono degli spazi enormi e in questo momento non c'è un agglomerato capace di essere più attrattivo rispetto a una destra che è sempre più attrazione sovranista, nonostante la buona operazione che sta cercando di fare Giorgia Meloni di apparire quasi più come un esponente del Partito Popolare che non come un esponente del Partito Conservatore. Rispetto poi al posizionamento di Elly Schlein, il fatto di essere più a sinistra secondo me coincide anche con quella che potrebbe essere una sua traiettoria. Cioè, io voglio sempre ricordare che Giorgia Meloni per 9 anni probabilmente della sua attività ha fatto di fatto un'opposizione estremamente dura, un'opposizione assolutamente identitaria, e fino a 3 anni fa chiunque diceva dove volete che vada la Meloni con i video terribili sulle accise. Dopodiché ha costruito il personaggio, si è posta come il leader più credibile della sua area e a un mese dalle elezioni ha preso l'agenda Draghi e si è posta come riferimento moderato. Per cui voglio dire, in Italia al di là di tutto esistono anche dei cicli politici. Quello che secondo me deve provare un pochino a emergere è la costruzione di un'area che preveda sicuramente da una parte Elly Schlein, che dal mio punto di vista è un bene che vada a recuperare i voti dei 5 Stelle, perché nessuno sta parlando del fatto che i 5 Stelle siano completamente scomparsi a queste elezioni amministrative, però da un altro punto di vista a me colpisce anche un fatto, cioè io non riesco a capire come possa esserci un partito, i 5 Stelle, che ha il 15% ancora nei sondaggi, 14-15%, e sui territori c'è l'1% della popolazione disponibile a votare la classe dirigente di quel partito. Per me questo rimane un mistero e anche una forma di complessità della politica italiana. Beh, questo è un altro elemento, però lei, Nicolò Rocco, già guarda ovviamente alle europee del 2025. È chiaro che
lì si vedranno probabilmente nuove alleanze. Fabio Maggio, a proposito di questo, tanti analisti, tanti editorialisti stanno sottolineando il fatto che la stessa Meloni è alle prese con la conquista, tra virgolette, del Partito Popolare Europeo, quindi una svolta, diciamo così, moderata in vista delle europee, in modo da entrare nella stanza dei bottoni anche a Bruxelles. È una transizione possibile questa di Meloni? Dall'asse, diciamo così, sovranista a quello moderato popolare, e Forza Italia su questo sì avrà un ruolo determinante. Intanto chiediamo che Forza Italia rimane ancorata a quella che è la sua collocazione europea all'interno del più grande partito europeo, che è il Partito Popolare. Forza Italia ne è stata fondatore, il presidente Berlusconi stesso è tra gli uomini che lo fondarono molti anni fa. Io, più che di transizione della Meloni, parlerei di avvicinamento a quelle che sono tradizionalmente state le posizioni del Partito Popolare Europeo, ma ricordiamo che Meloni, il partito della Meloni e altri partiti, sia a livello europeo sia a livello italiano, fanno parte del gruppo dei conservatori e riformisti, che non necessariamente è antitetico a quelle che sono le posizioni del Partito Popolare Europeo. Veniamo da decine d'anni ormai di commissioni e elezioni europee, nell'ambito delle quali abbiamo assistito ai fenomeni delle cosiddette grosse coalition. Probabilmente queste elezioni europee non lo sapremo ancora con certezza, fintanto che non si muoveranno a tutti gli effetti le segreterie di partito e a livello italiano e a livello europeo. Probabilmente assisteremo a un cambio radicale di quelli che sono stati gli assetti che abbiamo visto finora. Teniamo presente che il Partito Popolare governa ancora a gran parte dei paesi che hanno un peso specifico importante in Europa. Quindi, ecco. Perché è importante questo aspetto, questo è un aspetto importante, perché adesso colleghiamo alcuni elementi, abbiamo il tempo per farlo. Fratelli d'Italia è entrata all'Europarlamento attraverso un'operazione politica portata avanti da Raffaele Fitto e tra l'altro da Remo Sernagiotto, eurodeputato appunto di Fratelli d'Italia di Montebelluna. Quindi Giorgia Meloni è entrata all'Europarlamento, il gruppo di Fratelli d'Italia, mediante appunto attraverso questi due elementi sostanzialmente, e si è radicata nel gruppo ECR, che è quello dei conservatori e riformisti. Ora si tratta di allearsi con il Partito Popolare o lanciare un'OPA sul Partito Popolare Europeo, Borgia. Quindi questa transizione, l'ho chiamata così, questo abbraccio al mondo moderato, sa da fare? No, molto semplicemente. Ci spieghi un attimo, perché è un meccanismo interessante. Guardi, molto questo. Semplicemente, in Europa arriveremo probabilmente il prossimo anno ad una coalizione di centrodestra tra il Partito Popolare e il cosiddetto Partito Conservatore, che racchiude ovviamente tutti i vari partiti che insomma si riconoscono nel Partito Conservatore Europeo, dei conservatori e riformisti. L'Europa arriva anni dopo rispetto al modello che, devo dire, bisogna dare atto, è stato lanciato negli anni 90 da Silvio Berlusconi, che ha visto la possibilità di un centrodestra che fino al 92 non era neanche immaginabile. A Berlusconi do questo grande come dire, riconoscimento, su altro sono sempre stato, come sa, molto scettico, ma su questo devo dire che è stato... Quindi si va verso un bipolarismo europeo? Secondo me sì. Una delle prove tangibili, noi siamo stati pionieri di questo, è la Spagna. In Spagna, in moltissime amministrazioni, in moltissime elezioni amministrative di qualche giorno fa, per la prima volta Vox, che è un partito che in Europa
è all'interno dei conservatori e riformisti, fa una coalizione di governo in alcune città importantissime, per esempio Siviglia, per esempio Valencia, quindi stiamo parlando dell'Andalusia e di tantissime altre città spagnole, dove il Partito Popolare con Vox governeranno nei prossimi anni insieme. Questo è, come dire, una novità incredibile. Questo è, secondo me, il primo passo verso quella che si realizzerà poi in Europa, quindi un governo a trazione centrodestra o destra-centro, come vogliamo dalla posizione quindi in cui si va verso la vederla, fine della grossa coalizione che abbiamo noi, che proveniamo tra l'altro da Alleanza Nazionale, quindi abbiamo fatto la trafila, abbiamo sempre contrastato, non abbiamo, come dire, mai apprezzato le grosse coalizioni, lo sanno tutti, tant'è che nello scorso governo Draghi siamo stati gli unici a non entrare nel governo Draghi e quindi a non accettare le grosse coalizioni. Abbiamo seminato, secondo me nel 2024 le europee, per la prima volta l'Europa avrà il governo di centrodestra. Belloni la convince questa analisi di Borgia? Mi convince, nel senso che la trovo che rappresenti perfettamente i fatti. Quando lui parla di una novità incredibile, è vero, cioè il fatto che il centro moderato popolare di destra, di centrodestra, decida di allearsi in Spagna con un partito che è cioè che, diciamo così, legato ancora con la dittatura franchista, che è andata avanti fino agli anni 70, che ha delle posizioni di estrema destra, loro si autodefiniscono anche in questa maniera, insomma, è una novità incredibile, ma è incredibilmente preoccupante che il Partito Popolare spagnolo decida di approcciare in questa maniera a delle elezioni amministrative. E come mi preoccupa, ma su questo abbiamo tutto un anno per parlarne, anche l'approccio che avrà il Partito Popolare Europeo anche in sede di, eventualmente in sede di elezioni per il Parlamento Europeo e per la Commissione, perché è chiaro che c'è un tema che oggi ci sono anche all'interno del Partito Popolare Europeo, come anche nel partito dei conservatori riformisti, delle forze molto conservatrici. Basti parlare del governo polacco, basti parlare del governo ungherese, sulle quali, diciamo così, osservatori internazionali hanno dei dubbi, non solo nel rispetto nel rispetto dell'ordine costituzionale, diciamo così. Stefano, il e governo quindi ungherese, è bene dirlo, è nel Partito Popolare. Infatti io ho parlato di Partito Popolare e di Partito dei Conservatori Riformisti, quindi da questo punto di vista il passaggio, l'avvicinamento a destra, lo spostamento a destra del Partito Popolare sta arrivando un po' per alleanze e un po' per adesioni interne, insomma, e questo mi preoccupa, perché io penso che l'Europa è stato per decenni anche un terreno di confronto, di compromesso e che è riuscito a portare a un incontro fra le ideologie socialdemocratiche e quelle cristiano-sociali, che ha portato al welfare, alle libertà sociali, civili, i diritti, che non è replicabile altrove, e questo, diciamo così, questa adesione, questo spostamento a destra potrebbe mettere in crisi questo paradigma che è durato dal secondo dopoguerra a oggi, è durato, insomma. Quindi. Ma Nicolò Rocco, a questo punto, guardando alle europee, manca un anno, ma come sappiamo in questo paese il clima è quello della campagna elettorale permanente. Voi come vi posizionate? Guardate più al Partito Popolare, dove c'è appunto Forza Italia, o più al blocco dei socialisti? Perché se così è la situazione, se si va verso un bipolarismo europeo, forse voi dovrete scegliere. Allora, le europee sono comunque per definizione un'elezione proporzionale,
Quindi è chiaro che comunque sono l'occasione anche per presentarsi con una piattaforma che cerchi di essere equidistante rispetto a populismi da una parte e dall'altra. Rispetto a questa ipotesi si sta costruendo, diciamo, un'area di centro che al limite in Italia di essere un po' caratterizzata da delle personalità a volte in contrasto tra di loro, e quindi queste forti personalità rischiano di impedire la creazione di un progetto che secondo me oggi in Italia facilmente avrebbe il 10%, anche perché insomma non nascondiamocelo, Forza Italia nel momento in cui dovesse venire a mancare la grande leadership di Berlusconi dovrà fare anche una scelta, perché lì c'è una leadership che comunque è stata la leadership che ha federato il centrodestra così come l'aveva in mente Berlusconi, ma oggi non c'è più quel centrodestra. Io penso però che l'elemento centrale sia la necessità che ha Giorgia Meloni di avvicinarsi al Partito Popolare Europeo, proprio perché in questa fase lei si trova in una difficoltà di governo, cioè lei ha una leadership forte, ha una coalizione tutto sommato abbastanza compatta, però il governo, per chi lo conosce, non sta andando bene, e non sta andando bene perché i ministri in molti casi non vengono da una grande cultura di governo, per cui la necessità per Giorgia Meloni in questo momento di capitalizzare il consenso personale forte che ha è quella anche di creare e di riuscire ad avvicinare una classe dirigente che l'aiuti a far accadere le cose. Borgia sta strabuzzando gli occhi. No, ma perché bisognerebbe conoscere le carriere istituzionali, amministrative e politiche dei ministri. Conosco, ma hanno dei limiti storici, guardi Rocco, io senza avere l'almanacco, senza conoscere Roma, le cose non le fa succedere. Senza avere l'almanacco sotto mano, mi vengono in mente Raffaele Fitto è stato presidente della regione Puglia, oltre a essere innumerevoli volte ministro e parlamentare. Penso per esempio a Crosetto, che è stato sottosegretario, è stato anche sindaco. Frattina è stato sindaco e presidente di provincia. Posso continuare e vado a memoria? Cioè, per cui non serve. Ecco, diciamo che sì, che non abbiano esperienza amministrativa, diciamo che non è proprio così. C'è una differenza, ecco. Amministrare è un conto, si amministrano gli enti locali, governo si va dalle regioni su. Infatti le ho parlato di ministri e sottosegretari, non serve che mi insegni il diritto costituzionale, lo so bene. Ma se le ho detto che Fitto ha fatto il ministro e Crosetto il sottosegretario. Quando tu fai l'amministratore locale hai un rapporto quasi paritetico col tuo dirigente. Quando vai a Roma non hai un rapporto paritetico con la dirigenza, perché la dirigenza ne sa più di te, è da più tempo lì, ha una capacità di perpetuare meccanismi di conservazione della dirigenza, che o hai una cultura di governo almeno di 10 anni, che non significa che sei stato per forza tu al governo, ma che non solo tu al governo. No, beh, se lei che fino all'altro ieri era nel PD e ha governato insieme a degli, ecco, non voglio utilizzare i termini scorretti, al Movimento 5 Stelle, che non hanno fatto neanche gli amministratori di condominio, e mi viene a spiegare come si governa, qual è il rapporto tra dirigenza e governo, mi sembra eccessivo. Guardiamo alle europee, non guardiamo al passato, ecco perché se stiamo a guardare al passato. Renzi ha fatto vorrei ricordare, Renzi ha fatto il Presidente del Consiglio 2 anni, poi si è dimesso. Ecco, allora, tanto per essere chiari. Maggio, faccia da pacere e chiudo con lei. Non faccio da pacere, soprattutto quando c'è di fronte il collega e amico Claudio Borgia, perché è difficile pacificarlo. Però mi limito a dire a Rocco che si metta il cuore in pace: un centro in Italia c'è, si chiama Forza Italia, ha l'8% e continuerà ad avere l'8%, se non di più. Quindi diciamo che per il momento i tentativi di soppiantare Forza Italia da quella che è la sua naturale collocazione sono tutti falliti. Ben venga la riflessione su un centrodestra moderato, Forza Italia ne farà parte, ne sarà parte integrante, ma oggi è l'ago della bilancia il centro moderato in questo paese. Allora, qualche istante di pubblicità, poi facciamo un ultimo giro e ci salutiamo fra poco. Di nuovo in diretta per il punto politico, siamo alle battute conclusive, sono rimasti con me Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, Stefano Pelloni, Partito Democratico, Nicolò Rocco, Italia Viva, Azione Futura e Fabio Maggio di Forza Italia. Stavamo guardando in casa d'altri, non ci sono esponenti della Lega, ma la Lega
è sotto i riflettori perché ieri è stato espulso di fatto il consigliere regionale Boron, definito moroso e ribelle. Diciamo che in casa della Lega continuano le espulsioni, lo abbiamo visto anche recentemente in questa campagna elettorale nel Trevigiano, Trave de Lago e Motta di Venza. Insomma, c'è un problema all'interno della Lega, secondo voi? Chiedo a Borgia e Maggio. Maggio, c'è un problema all'interno della Lega e questo rischia di essere un problema anche per gli alleati o no? Ma guardi, io credo che nella politica e nei partiti ci siano sempre dei momenti di transizione e di crisi, e sicuramente la Lega sta andando verso un congresso importante. Queste sono, diciamo, schermaglie o in ogni caso fenomeni abbastanza naturali e anche limitati che non creano squilibri all'interno della coalizione sicuramente. Borgia. Non è mia abitudine interessarmi delle questioni in casa d'altri, perché non vorrei mai che gli altri si interessassero, insomma, delle questioni in casa mia. È ovvio che, come diceva appunto Fabio, c'è un congresso alle porte, quindi è ovvio che ci sia, diciamo, una tensione ormai palese, tra l'altro tra chi è nominato e chi ha il governo e chi invece prende le preferenze e siede in consiglio regionale. È una guerra probabilmente tutta interna loro. Dico che secondo me l'espulsione in un partito deve essere proprio l'ultimo strumento da utilizzare, perché è proprio all'interno del partito che ci deve essere confronto, democrazia, rispetto, e è ovvio che... Però un po' di insofferenza, insomma, di buona parte della Lega nei confronti di Fratelli d'Italia c'è, insomma, ricordiamo sicuramente le sarà parole così, di Roberto Marcato nei confronti di Fratelli d'Italia. Sicuramente hanno alcuni, perché le dico, io governo con la Lega, mi confronto con amministratori leghisti, non sono tutti così, non la pensano tutti così. Certo, una parte ci vede come finisca lei, perché sennò dopo come fumo negli occhi, come diciamo fumo negli così. occhi, ecco, perché avrei utilizzato un termine forse più irruento. Come fumo negli occhi, il problema non è nostro, il problema è loro. Noi credo che esprimiamo una classe dirigente in Veneto all'altezza, giovane, con una presenza importante di donne, capillari sul territorio. Vi dico che in moltissimi comuni siamo recordman di preferenze. Ecco, questo può essere che a qualcuno impensierisce, ma dico che quando si è alleati bisogna cercare di fare fronte comune, perché gli avversari sono da un'altra parte. Dopodiché qualcuno ha questa sensibilità, qualcuno non ce l'ha. È ovvio che noi cerchiamo sempre di lavorare per la coalizione e per gli alleati, poi se ci vengono calpestati i piedi, è ovvio che li calpestiamo la politica è una giostra, insomma. No, noi li calpestiamo a nostra volta, è ovvio, non è che ce li facciamo calpestare, cioè, si porge la guancia una volta. Però insomma, diciamo, Pelloni, che insomma gli attriti ci sono all'interno del centrodestra, ci sono anche all'interno del centrosinistra tra PD e 5 Stelle, per esempio, però lì non si arriva ad un'alleanza. E questo magari è un problema, soprattutto se si va verso il bipolarismo europeo e tutti i ragionamenti che abbiamo fatto. 10 secondi. No, allora, nello schema dipende sempre dai vari schemi elettorali, le leggi elettorali. Io sono abituato a confrontarmi con tutti, sono un amministratore da 10 anni, ho sempre fatto politica sul territorio, sono abituato che i problemi si risolvono concretamente e parlandosi e mettendosi d'accordo senza alcun tipo di problema, e quindi io non avrei difficoltà a pensare uno schieramento di centrosinistra che si proponga come alternativo, che comprenda tutti quelli che appunto si ritengono alternativi a un sistema di potere leghista e di Fratelli d'Italia molto, diciamo così, strutturato. Dopo siamo di fronte sicuramente a un ricambio nel centrodestra con una forza emergente e una forza in difficoltà, e quindi questo ricambio non è mai
che non è mai indolore, certo. ecco, è la trappola di Tucidide si chiama. Due forze quando si cambiano è difficile che non vadano in guerra. E qua iniziamo a fare culture, insomma, dalla politica. Altro che ho fatto il liceo classico, siamo in 2. Siamo in 3, non so se è in 4 anche con Nicolò sicuramente. Ecco, siamo in 4. 5. Mamma mia, non so, forse è un problema. Cioè... deve avere più ospiti di anche altre. Allora, ripartiremo da Tucidide la prossima volta. Spero di avervi ancora miei ospiti, magari alterniamo lo studio e lo Skype, che così poi riusciamo a fare il giro di tutti. Grazie davvero per questo dibattito, Grazie secondo me molto ricco di spunti. Grazie Borgia, Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Stefano Pelloni, grazie. Nicolò Rocco, Italia Viva, Azione Futura, Fabio Maggio, Forza Italia. Grazie, buon lavoro. Allora, metto un attimo in fila in 30 secondi i fatti di giornata. Abbiamo iniziato questa diretta collegandoci con Silea, ladri acrobati in azione allo Sportler. Avete visto dalla corrispondenza di Daniela Sizia un furto davvero rocambolesco, rapina in Villa Marostica, 4 arresti da parte dei carabinieri di Bassano del Grappa. Siamo stati poi al Salone Nautico di Venezia, secondo giorno. Abbiamo intervistato in diretta il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Venezia sempre più capitale del mare. E ancora Padova dove c'è parecchia cronaca, un 17enne ferito in un incidente stradale questa mattina ad Albignasego, poi un altro incidente stradale, una donna investita da un camion della nettezza urbana nella città del Santo. Ci siamo poi soffermati sui fatti di Gaglio, questo incidente sul lavoro, sul posto si sta recando la nostra Sharon Di Carlo, quindi questa sera avremo dettagli anche su questo incidente sul lavoro. Pare per l'appunto ci sia questo residuato bellico esploso, ma insomma lo scopriremo nelle prossime ore. Resta il fatto che il 25enne che ne è rimasto investito è in gravi condizioni. Questa dunque è la cronaca di giornata. Io vi ringrazio davvero per l'attenzione, come ringrazio per il supporto tecnico Simone Merlo e Alberto Pivetta dalla regia. Rientriamo in diretta alle 18:30 con il TG Veneto, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Buon proseguimento di pomeriggio.